E continuiamo con questo bel libro, Il leone alato, prima di presentare i graditissimi ospiti. Alessia rompe il silenzio e commenta: quel suo aspetto metallico, argenteo, è talmente irresistibile che sembra sia fatto di calamita. Risata, giro di caffè e saluti. Prende la parola il direttore del Nicelli, che è l'aeroporto. È veramente straordinario ritrovarci qui di nuovo a distanza di quasi un secolo. Giovani rappresentanti di queste due storiche realtà ancora presenti. Non manca molto alla ripetizione evocativa del primo volo passeggeri che avvenne dal Lido di Venezia a Vienna nel 1926. Il direttore torna al suo lavoro e affida ad Alessia il compito di iniziare la visita al Lido partendo proprio da quell'aeroporto che all'inizio del Novecento era stato base logistica per idrovolanti e poi aeroporto militare durante la Prima Guerra Mondiale, ospitando uno stormo di aerei francesi a difesa di Venezia. Alessia conduce Léon all'interno del bunker, che risale a quell'epoca, perfettamente restaurato così da essere utilizzato per mostre temporanee. Poi i vecchi hangar, dove Alessia spende molte parole nello spiegare all'ospite le caratteristiche costruttive di quel tempo. Poi inizia a raccontargli gli albori e il rapidissimo successo dell'ingegnere Renato Morandi e della sua Transadriatica, che nel tempo diventerà, dopo di lui, Ali Littoria e poi Alitalia. Avete capito la storia anche dell'Alitalia. Temendo di risultare pesante nel racconto, prende una pausa. Posso chiederti di che cosa ti occupi, Leon? Lavoro in un'azienda che produce componenti per l'industria e sono ingegnere meccanico, proprio come lo furono Ugo Jankers e Renato Morandi. Ah, scusa, allora molte cose che ti ho detto le saprai meglio di me. Niente affatto, vai avanti per favore, è una storia molto interessante ed è incredibile come tutto ciò si ricollega alla Jankers, a quella di ieri ma anche a quella di oggi assolutamente. Sai Alessia, più vai avanti a raccontare e più vedo tantissime coincidenze che si incrociano. Il carattere di questo Renato Morandi, per esempio, la sua impazienza, quel fuoco dentro, quell'inseguire un sogno, mi ricordano qualcuno che conosco. E adesso presento i graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Davide Acampo, vicepresidente della provincia con la delega alla cultura della provincia di Treviso, consigliere anche comunale. Certo, grazie per l'invito. Fratelli d'Italia, grazie di essere qui. Però il fuoco che mi arde questa mattina è per Damiano Dametto. Buongiorno. Questo ragazzo che ha deciso di metterci la faccia per raccontare questa storia incredibile, la sua storia di rinascita, sì, di riprendere in mano la vita, di capire che c'è una vita solo e non vale la pena di perderla, quello che offre, ecco la bellezza della vita. Però bisogna capire che c'è sempre il nemico dietro l'angolo. È la droga, qui lo dico anche al vicepresidente della provincia, perché c'è a tonnellate, gira a tonnellate. Una sostanza che sta distruggendo i nostri ragazzi. Io vi racconto sempre che qualcuno, anzi diversi purtroppo, detto da un addetto ai lavori, a 18 anni girano col pannolone per problemi di droga, non sono più recuperabili. Perciò bisogna insistere e capire cosa si può fare. Ma oltre a questo parleremo anche di bandi, di progetti che ha il presidente e il vicepresidente Acampora per aiutare anche il mondo del volontariato, le associazioni, far conoscere la provincia. Ad esempio Acampora, io ieri ho avuto il presidente dei fumisti che ha presentato un bando della provincia e nessuno sa niente. Ed è una cosa importantissima perché sono bandi che possono aiutare a risparmiare, certo, a mettere in sicurezza anche l'energia. Prego Acampora. Mirella, intanto grazie per l'invito, è sempre un piacere essere qui con voi in trasmissione. Hai toccato proprio un tema fondamentale. La provincia, purtroppo l'ente provincia in quanto tale, dalla riforma del Rio che ha svuotato di fatto moltissime competenze, ormai sono passati più di 10 anni, è diventato un po' come un ente di secondo livello che nell'immaginario collettivo ha perso importanza. Ecco, nell'arco di questo mio mandato lo sforzo più grande che voglio fare, che sto facendo, ma anche insieme agli altri miei colleghi, al Presidente in primis, è quello di far capire che la provincia non è un'entità astratta, una cosa ormai lontana, anche se non ha più i fasti di una volta, non ha molto denaro da spendere perché appunto le competenze sono passate alla Regione, molte competenze, poi alcune le ha tenute. E lo sforzo appunto è quello di far capire che la provincia c'è e lo facciamo come?
Intanto, essendo presenti negli eventi istituzionali a cui partecipiamo, quindi eventi proprio dove noi fisicamente andiamo lì, portiamo i saluti e facciamo vedere che l'ente c'è. E sono saluti che non vogliono essere una pacca sulla spalla per dire siamo qua per il buffet, per mangiare, assolutamente. È per far vedere che la provincia c'è nel suo piccolo. E anche questi bandi di cui tu parlavi, e poi dopo parlerò anche di quello che abbiamo fatto proprio l'altro giorno, sono importanti per far vedere come pochi soldi che ci sono devono essere spesi bene, pochi ma buoni, democraticamente, quindi non spesi diciamo a pioggia così, ma dati a chi davvero ha bisogno, perché purtroppo, come tu mi insegni, anche 100 euro per le piccole realtà sono ossigeno. Ecco, questo è quello che vogliamo fare. Molto importante. Un'altra cosa importante è far capire l'importanza di questi bandi, arrivare alle persone che magari non gestiscono molto bene i nuovi strumenti, il telefonino, il computer, non sanno. Non è forse che dobbiamo ritornare un po' anche al cartaceo per arrivare anche a tutte quelle persone che sono in difficoltà per vari motivi, perché uno lavora, magari non ha tempo, perché sono bandi molto importanti a mio avviso. Le associazioni devono capire questo. Ad esempio io l'altro giorno ho avuto il sindaco di Breda di Piave e poi avevo l'assessore di Zero Branco, i quali hanno messo in piedi un progetto importantissimo che riguarda proprio l'aiuto sociale. Però quello che poi mi sono accorta, e gliel'ho detto anche davanti alle telecamere, non c'erano i fragili, i diversamente agili. Loro mi hanno detto poi li coinvolgeremo e a me non sta bene, perché bisogna coinvolgerli prima. Loro devono essere partecipi a quella che sarà la comunicazione, perché il progetto è stato già presentato e va presentato prima anche con loro. Cioè la prevenzione va fatta prima per fare una buona comunicazione, perché se non glielo dico io, sì è vero, mi hanno detto sì Mirella hai ragione, ma faremo. Il faremo a me non piace. Perché sono persone normali che devono essere coinvolte, ma se continuiamo a vedere la persona diversamente agile ancora da includere, con la parola includere non abbiamo capito niente. Tanto è vero che lei sa, la mostra che io faccio, io ci sono, che anche qua a San Biagio di Calate, che ringrazio anche i sindaci, ormai è il 10° comune. Ho partecipato a quella che hai fatto alla Rosa dei Cavalieri. Che è stata l'inizio, che partecipiamo proprio per far capire che queste persone non devono essere incluse, queste persone ci sono. Io ci sono, prego a Campora. Ma allora, parlare di inclusione per chi di fatto è già incluso sembra come se tu gli dai, diciamo, gli devi dare un nome che di fatto lo contraddistingue, ma non è così. Come dici bene, sì, l'attenzione da parte delle amministrazioni deve essere assolutamente rivolta in questo senso. Parlo come provincia, diciamo, non abbiamo le deleghe per poter fare questo, ma siamo comunque attenti a tutte le manifestazioni che coinvolgono persone diversamente abili, come per esempio la mostra che hai fatto te. Ci siamo impegnati anche a dare gli spazi, ti ricordi, abbiamo anche dato disponibilità e spero che un giorno possa tu portarla anche nel foyer della provincia. Per quanto riguarda il Comune di Treviso siamo attentissimi insomma a queste cose, però non si fa mai abbastanza, questa è la sensazione, no? Esatto. I genitori hanno questa sensazione, certo, di non essere coinvolti, ecco, come se fosse una vergogna, ecco, avere questo ragazzo, ecco, certo, nasconderlo, non toccare il problema. Cosa ne pensi? Sentiamo anche cosa ne pensa Damiano D'Ametto, lui che sa benissimo cosa vuol dire essere accettati, non essere etichettati, ma capire che io voglio rimettermi in gioco, ma dammi la possibilità. Ecco, non devo essere giudicato, devo essere accettato anche nei sbagli che ho fatto, perché mi sto rimettendo in gioco. Prego Damiano, e ti ringrazio sempre, sai, di essere qui. Figurati Mirella, per me è un piacere. Buongiorno a tutti. Sicuramente mi metto da una parte del genitore che a un certo punto vede, riconosce o ha i primi sentori di avere un figlio che fa uso di sostanze stupefacenti. Sicuramente tante volte la colpa è di quello che noi diciamo pensiamo di noi stessi, no? Quindi tendenzialmente ho visto tanti genitori proteggere il figlio, evitare di parlarne con le persone più vicine che possono essere parenti, amici e quant'altro, quando in realtà
questa cosa fa sì che si aiuta questa persona, come lo sono stato io, ad approfittarsi di questa situazione, quindi di conseguenza approfittarsi della famiglia, approfittarsi degli amici di famiglia, dei propri amici, quindi isolando un problema che invece dovrebbe essere portato fuori, dovrebbe diciamo essere messo subito a fuoco e fiamme, perché più tardi lo prendi, più il rischio è che una persona diciamo arrivi nella sua vita a distruggersela completamente. Quello che magari è stato anche per me. Io ho iniziato a 14 anni molto presto, i primi amici, le prime canne, alcol, per poi passare alle feste, quindi droghe sintetiche, fino a trovare cocaina e eroina come stile di vita, come unica risorsa per avere un'identità che di fondo era un'identità che mi creavo perché avevo grandissimi problemi di autostima. Io per primo non ne parlavo mai con nessuno, quindi non avevo, diciamo, quella forza d'animo che mi permetteva di chiedere aiuto, perché l'unico aiuto che ricercavo era nella sostanza. Era l'unica cosa che mi faceva sentire forte, che mi faceva sentire accettato, che mi faceva stare in mezzo alle persone, e questo ha fatto sì che da 14 me la sono portata fino a 26 anni, fino a quando non ce la facevo più. Qual è il nemico più pericoloso, secondo te, che trovano i ragazzi dietro l'angolo? Nel senso, ci sono nemici e nemici. Questo nemico è deleterio però, perché quando inizi, come hai detto tu, dalla semplice canna, se non smetti subito, arrivi a usare tutte le sostanze, perché poi si apre un ventaglio di sostanze. Dov'è che tu trovavi più facilmente il nemico? Fuori dalla scuola? Ecco, nelle piazze? Dov'è che la compagnia sbagliata, che sapevi già che erano ragazzi sopra un certo livello come conduzione di vita etica? Allora, io posso parlare ora per come sono ora, dicendo che il nemico principale siamo noi stessi. Perché un ragazzo magari adolescente, soprattutto nella società in cui si vive oggi, non si rende conto, se non ha questa forza d'animo di riuscire a parlare di sé, a portare fuori i propri problemi, a cosa va incontro nel momento in cui incontra sostanze come l'alcol, le canne, per passare poi a tutte le sintetiche, qualsiasi tipo di droga, psicofarmaci e quant'altro. Questo fa sì che si innesca un meccanismo dove viene sottovalutato quello che poi realmente diventerà il problema, perché inizi, lo fai una volta a settimana, alla festa, il sabato sera, in discoteca. Anche in discoteca? Assolutamente in discoteca, fuori dalla discoteca, fuori da scuola, prima di scuola, cioè, insomma dopo non c'è un criterio, quando diventa uno stile di vita diventa la nostra benzina, quindi come la macchina, al momento che vai in riserva hai bisogno di aggiungere benzina e di conseguenza una persona si distacca completamente da quello che è il vivere la realtà, perché la realtà diventa noiosa. E a chi piace la noia? A nessuno. E sebbene sia un'emozione che va vissuta pienamente, noia, felicità, tristezza, tutte quelle emozioni che normalmente un ragazzo con problemi di dipendenza fa fatica a gestire, perché la droga ti porta veramente a livelli dove normalmente si fa fatica a raggiungere, proprio perché va a intaccare quei neurorecettori che normalmente uno magari prova quando prova amore, quando prova gioia, quando prova tristezza, e quindi il nemico, mi riconduco all'argomento, siamo noi stessi, perché sottovalutiamo quello che ci sta accadendo in quel momento, ma soprattutto sottovalutiamo un'emozione di paura, una richiesta d'aiuto, non concretizzandola con le persone più vicine e trovando sfogo su quello che sono poi le sostanze, che sono il tuo migliore amico, il tuo miglior nemico, il tuo amante. Allora, io dopo mi collegherò e dico anche alla regia con Elisabetta Rizzetto, che non poteva essere qui perché proprio fisicamente non ce la facevo, che è una mamma, che è la responsabile di Treviso di San Patrignano, è venuta diverse volte in trasmissione, accompagnata anche da altre mamme, ho avuto anche altri ragazzi, però quello che mi preoccupa
e lo dico al consigliere e al vicepresidente Davide Acampora, questa mamma dice: io vado nelle scuole ma non ci ascoltano. Ecco, vedo che Damiano, ti ringrazio, ha ragione Elisabetta. Non l'avrei ascoltato neanche io. Ecco, non l'avrei ascoltato neanche io. Cosa dice Acampora dopo aver sentito le parole di Damiano D'Ametto? Come aiutare questi ragazzi? Mi ha colpito una cosa molto importante che ha detto Damiano. Ha detto: nessuno di noi vuole annoiarsi. La noia non ci appartiene. Perciò questi ragazzi stanno cercando, per combattere la noia, altre vie che sono vie deleterie. Perché? Perché c'è, come dice D'Ametto, il nemico dietro l'angolo, che è l'alcol, la droga, il gioco online, chi ne ha più ne metta, ma non sono loro. Qualcuno dovrà intervenire, perché sono veramente, abbiamo sentito anche i numeri dei giochi online da un'esperta, sono numeri che fanno rabbrividire. Prego, Acampora. Allora, intanto sono anch'io davvero contento di essere qui questa mattina e ascoltare la testimonianza di Damiano. Fa capire come la forza d'animo di questo ragazzo sia davvero un esempio per tutti. Vede, spesso noi leggiamo i giornali e queste notizie ci lasciano sconcertati, anche notizie di ragazzi che magari fanno casino, le baby gang, siamo bombardati, no? da elementi negativi associati alle nuove generazioni. E vedi, fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce, io dico sempre. Sì. E lui è la nostra foresta. Cioè anche... I giovani sono la nostra foresta. Assolutamente. Intanto sono, diciamo, una piccola parte, perché la maggior parte... però quando ascolti esperienze come questa ti fanno capire come, diciamo, la speranza ci sia ancora, ecco. E mi sono emozionato ad ascoltarlo e spero, insomma, che possa essere d'esempio anche di tanti altri ragazzi che possono uscirne. Come fare? Allora, è un discorso complesso, tu mi fai sempre domande che bisognerebbe scrivere un'enciclopedia. Allora, ci sono diversi temi. Intanto è il tema, diciamo, dello Stato che deve intervenire con delle leggi, ok? Esatto. Per poter vietare il gioco d'azzardo in determinati momenti, perché poi cosa succede? Lo Stato, per esempio, su tante cose ci lucra, perché poi il gioco d'azzardo, che è la lotteria, che è macchinette, dopo quelle sono tasse che entrano, quindi alla grande, vero Damiano? Quindi fargli fare le leggi a chi deve guadagnare, è ovvio che... Però, per esempio, come Comune di Treviso abbiamo applicato dei regolamenti dove devono essere spenti, queste slot machine devono essere spente entro un certo orario, devono essere lontano dalle scuole, insomma sono dei deterrenti, ovviamente. Poi non è solo questo, ci sono tante altre cose. Andare nelle scuole, sì, non vi ascoltano. Bisogna comunque continuare imperterriti in questa strada, che non deve essere l'unica, perché tanto poi arriva dalle famiglie. È la famiglia che poi dopo io, per esempio, ho avuto dei genitori molto presenti che appena, diciamo, capivano che c'era qualcosa che non andava, magari subito mi riportavano sulla retta via, oppure molto attenti. Poi questo dipende anche da come cresci, dalla famiglia che hai. Ovviamente sì, il discorso è molto complesso e fa parte, le istituzioni devono impegnarsi per poter mettere in atto tutte le loro modalità per poter, diciamo, aiutare questi ragazzi che sono in difficoltà, fargli capire che la vita non è la droga, la vita non è l'adrenalina di un momento, di una canna, piuttosto che di appunto di drogarsi, ma è lo sport, per esempio, è l'arte, la cultura, fargli capire, insomma, che queste emozioni si possono anche creare e vivere con altri percorsi, capito? Per esempio mi viene in mente lo sport. Ecco, fare sport ti aiuta a stare a contatto con altre persone, che anche la stessa competizione, no? Sana, naturalmente, che puoi avere in uno sport. Fermo Acampora, e qua chiedo anche il supporto di Damiano. Io ho parlato con un giudice perché avevo questa idea dello sport, no? Sai che abbiamo fatto anche all'Ippodromo Sant'Artemio Sport Senza Barriere, siamo stati i primi a partire. Ok. Allora mi sono recata da questo giudice, donna, e gli ho detto: io avrei questo progettino per inserire questi ragazzi che hanno preso delle vie sbagliate a percorrere un altro percorso magari che li emoziona di più, e ho presentato un progetto per lo sport. Sai cosa mi ha risposto questo giudice, Damiano?
Mi ha detto: Presidente, ma se il ragazzo non vuole fare lo sport, non possiamo mica obbligarlo, sa? Ah no, ho detto io, perfetto. Però ho detto: giudice, voi lo obbligate a portare la borsa della spesa, qui non concludo niente, perché ci sono dei percorsi che bisogna vedere quale percorso al ragazzo deve essere fatto. Lo obbligate ad andare nelle RSA a portare l'anziano, poi trovo l'anziano da una parte e il ragazzo da un'altra col telefonino che fa i cavoli suoi. Mi scusi, ho sbagliato ufficio e sono uscita. Perché cosa posso dire? Come? Mi dici che non puoi obbligare un minore che ha commesso reato a fare sport? Ma se è stato messo anche nella Costituzione adesso lo sport. Damiano, perché mi ha risposto così? Perché lei guarda la legge, no? Certo. Tu cosa vuoi dire? Poi sentiamo anche a campo. Allora, per affrontare questo grande problema, secondo me ci vuole una grandissima sensibilità. Ci vuole sensibilità nell'ascoltare, ci vuole sensibilità nel dialogare, nel farsi capire. Lo sport è un grandissimo mezzo che mette appunto in comunicazione socialmente ragazzi di ogni genere. Parlo io che ho fatto 10 anni di rugby, che ho iniziato che ero alle elementari e ho finito in concomitanza in cui la mia dipendenza aveva ormai prevalso sulla mia vita. Allo stesso tempo ho fatto anche scout per 4-5 anni. Il problema principale, io dico sempre, è il dialogo che hai con te stesso. Nel momento in cui tu non ti dai la possibilità di chiedere aiuto, ti isoli, ti crei la tua prigione e non c'è niente di più forte che alimentare questo disagio con la droga, con la dipendenza di qualunque... Ma lo sport può aiutare, Damiano? Lo sport può aiutare sicuramente. Perché mette in contatto i ragazzi, perché crea spirito di squadra, perché ti tira fuori certe emozioni, certe sensazioni che nella vita quotidiana non hai o comunque le hai più difficilmente. Cioè diventa un punto di riferimento importantissimo, certo. Sai che qualcuno ti ascolterà, ti accoglierà, è della squadra. Certo. Sentiamo il nostro Rinaldo da Venezia, veloce Rinaldo, vai. Ti dico a Damiano, bravo Damiano, perché quello che ti devo fare è una roba giusta, va bene? Ti devo metterti in mostra a te, va bene, mettere la faccia, parlare ai fiori giovani che sei in mezzo a sto fattaccio, e dirgliene fuori, bravo per quello che ti fa, perché vedendo te ti ha messo tutti i tuoi errori, se puoi sbagliare, tutti sbagliano nella vita, e ti devi cercare di dirgliene fuori, bravo. E mi voglio dire che i giovani, caro Damiano, la vita se una sola, non l'avremo dopo. Bisogna viverla, non buttarla via. Cari giovani, sei bravi, perché anche se sei drogato, che per questa roba, non sei cattivo, dentro di voi altri, qualcosa di buono che sei. Tanto ti devi venire fuori, va bene? Ti sei un esempio anche per gli altri. Bravo, continua su questa strada che ti aiuterà tanta gente. E i giovani, non sei così che tempi come chi pensiamo noi altri. E a colpa dei grandi, che siamo noi altri, che li facciamo avvicinare, dandogli la possibilità, sport, non così, sport è tutto a pagamento, non così più come una volta. Il patronato si trovava in campo con 4 giocare il ballo. Adesso uno che non ha niente, bisogna che sia diffuso in qualche parte. E a colpa nostra che non dobbiamo dare l'opportunità quando chi era piccolo e neanche la famiglia non c'entra, perché mi ho tanti amici che li cascai su sto rischio, va bene? Ma i genitori, se da parlare dove si cammina, perché si consiglio anni e anni e anni per cercare di tirarmi fuori. Comunque ti saluto, bravo Damiano, ti sei una brava persona. Grazie. E va avanti per la tua strada. Ciao a te e ai tuoi ospiti, Mirella. Grazie caro Rinaldo, grazie. A Campora come commentiamo quello che abbiamo sentito, ecco questo nonno, perché lui è un nonno, padre, nonno, che capisce l'importanza di dare la possibilità a questi ragazzi di introdursi. Il problema è chi li prende per mano questi ragazzi quando escono dai carceri, perché l'etichetta è quella, è un drogato, è un ladro. La prima cosa che loro si sentono sono etichettati, loro si sentono giudicati, però nel momento che viene tesa loro una mano che sa capire, ecco lui ha detto una cosa importante Damiano, il dialogo, l'ascolto,
È questo la prima cosa che hanno bisogno, essere ascoltati, capire qual era il malessere che aveva Damiano all'inizio, che si teneva dentro, questa rabbia, questo terribile nemico che ti divora giorno per giorno, che non sai come addomesticare perché è troppo forte, è più forte della tua mente, della tua voglia di rinascita. Prego. Naturalmente, diciamo, il percorso di un ragazzo che finalmente vede la luce in fondo al tunnel deve essere accompagnato, non può essere lasciato, diciamo, soprattutto nei primi anni, nei primi mesi. Io non sono un esperto, diciamo, di questi processi, però posso immaginare come associazioni come San Patrignano possano anche accompagnare le persone, ma soprattutto, per esempio, l'esempio importante di chi ne è uscito, che ha provato sulla propria pelle cosa succede anche in quell'attimo in cui, come si può dire, scavalli anche l'ostacolo e mentalmente sei libero di non tornare indietro. Quindi l'esempio di Damiano è emblematico e penso che tu possa aiutare anche tanti ragazzi, diciamo, che sono ancora al di là della barriera, a poter farli passare, ma soprattutto dopo poterli accompagnare anche perché non tornano indietro. E poi naturalmente le istituzioni, e rimango sempre lì, bisogna investire fondi per poter, diciamo, aiutare questi ragazzi, perché come diceva il signore in diretta, loro hanno preso semplicemente una strada sbagliata, ma non è che sono ragazzi, diciamo, delinquenti, e questa è una cosa che deve essere chiara. Bellissimo. Perché può capitare a tutti di avere un momento, una sliding door si chiama, no? Tipo un bivio, anche magari vai di qua, vai di là e c'è il patatrac, quindi assolutamente. Poi mi ha fatto specie una riflessione, è vero quello che ha detto, fare sport oggi è difficoltoso anche a livello economico. Questa cosa non l'avevo pensata, ma è vera. C'è una volta te ne vai il campetto, adesso te ne a pagare tutto. Anche l'aria te respiri. C'è uno che non ha, diciamo, una famiglia che non ha grosse possibilità, di certo non può farle giocare a golf, a tennis, perché te compri la racchetta, do robe, 2.000 euro. Cioè bisogna anche pensare a questo, e anche qui entrano in gioco, secondo me, le istituzioni dovrebbero creare anche dei fondi, qualcosa per Fatelo poter... voi? Campora. Adesso arriva la Meloni. Io sono un umile perché non consigliere facciamo... comunale. Allora, a Campora, io lancio una proposta. Ho tante idee, Mirella, ma io non conto come No, non è vero, lo so che non è vero. Allora, perché adesso che arriva la Presidente Meloni non facciamo un tavolo? Perché l'avrà pure ascoltare anche questi ragazzi. Allora, San Patrignano, i diversamente agili, i due genitori, cioè non è che dobbiamo fare un tavolo di 2000 persone, però ascoltare anche lei i problemi del territorio, ascoltando però questi ragazzi, questi genitori che devono creare il dopo di noi perché non sanno che fine faranno i loro figli, perché non vengono ancora accettati. Abbiamo Elisabetta Rizzetto in linea, grazie, la responsabile di San Patrignano a Treviso. Prego Elisabetta. Buongiorno a tutti, soprattutto ai tuoi ospiti e uno in particolare, il mio Damiano, il mio adorato Damiano. Allora, innanzitutto volevo, Mirella, ringraziare te, perché sei una delle poche rare persone che è sensibile al problema. Tu ci dai sempre spazio da una vita, e questo è importante perché è veramente questa è prevenzione, è far conoscere che si può anche uscire da questa maledetta dipendenza, che varie dipendenze, sai che non è solo la droga, ma c'è il gioco d'azzardo, c'è l'alcol, ci sono tante altre dipendenze. Perciò un grazie particolare volevo farlo ai miei ragazzi, a cominciare da Damiano e tutto il resto, e spero che siano in tanti a passare per casa tua, che così farai ovviamente conoscere al tuo pubblico, ai tuoi spettatori. No, mamma mia, scusami, Tranquilla Elisabetta. Ai tuoi ospiti, perciò loro sono gli unici testimoni del problema, visto che l'hanno vissuto in prima persona. Volevo ringraziare anche il vicepresidente e sono felice che avremo modo anche di conoscerci, perché io sono da 30 anni nel territorio, non è da ieri che combatto questa lotta contro la droga. Abbiamo l'associazione di volontariato da tanti anni e ringrazio proprio il comune di Treviso che ci ha dato anche tante possibilità, ha investito su
con le scuole, facendo anche al teatro comunale una grande manifestazione, un grande evento anni fa, invitando 400-600 alunni. C'è bisogno ovviamente di finanziamenti, e che non è che noi volontari possiamo sobbarcarci la spesa, perché siamo in difficoltà anche noi a parte il nostro 5 per 1000 abbiamo delle grosse difficoltà per mantenere viva questa associazione, che è fondamentale nel territorio, perché in fianco a voi avete uno dei tanti miei ragazzi che ci sono ripresi veramente la vita in mano, ma questo dopo quanto? Dopo tantissima fatica, perché una volta che ci entrano, convincere un Damiano, come un Andrea, come una Jenny, è stata una fatica enorme da parte nostra. Io per fortuna adesso loro sono i veri testimoni, loro mi danno una mano in associazione, perché sono loro che portano ai ragazzi adesso la loro esperienza, ma bisognerebbe andare a monte prima che accada, perciò nelle scuole, io insisto sempre nelle scuole, a questi adolescenti, portiamo sti ragazzi, portiamoli a parlare. Elisabetta, scusa se ti faccio questa domanda, tu l'ultima volta che sei venuta in trasmissione eri molto rammaricata, perché hai detto sì, andiamo nelle scuole, e Damiano faceva sì con la testa quando lo raccontavo, però non è che riusciamo a coinvolgere i ragazzi, sembra quasi che non gliene frega niente. Come mai questa situazione secondo te, Elisabetta? Infatti te lo ribadisco e te lo riconfermo che negli ultimi eventi che abbiamo fatto nelle scuole vedo veramente pochissimi ragazzi interessati al problema. Sembra che è una cosa che non li riguardi, perché tanto fumarsi le canne non è droga, ogni tanto fare uso di cocaina non è droga. Qui stiamo parlando di ragazzini 15 anni, non è che stiamo parlando di adulti. Ho notato che anche le istituzioni, parlo di docenti ovviamente, sono impotenti anche loro davanti, perché non è adesso questione che il docente non sa gestire, si trovano impotenti come ci stiamo sentendo impotenti noi ultimamente, perché ormai è una valanga che ci sta, anche perché secondo me è sempre stato un problema un po' messo, si dà sempre spazio e Elisabetta, scusa, perché sai che devo correre perché il tempo è tiranno. Se adesso arriva la Meloni in Veneto, tu cosa vorresti chiedere se avessi la possibilità di incontrare questa donna, questa mamma, perché è anche una mamma e so che tiene molto a questa bambina, a questa figlia? Cosa vorresti chiedere? E magari chiederesti un appuntamento a Giorgia Meloni? Io tanto che lo dico che bisognerebbe anche coinvolgerla di più, sono le sue sentinelle che dovrebbero fare questo nel territorio, perché sono loro che devono arrivare a lei. Cosa chiederesti a Giorgia Meloni se la incontrassi, Elisabetta, la nostra Premier? Allora guarda, farò velocissima perché so che hai i minuti contati. Allora, la nostra Premier ha appena visitato, e non è la prima volta, la comunità di San Patrignano, ed è già stato fatto ovviamente proposte, è una persona molto sensibile al problema. Venisse qua in Veneto, andrei personalmente con qualche mio ragazzo, ovviamente non in associazione, a dire di dare più visualità al problema, cioè di renderlo più, di parlarne di più, perché se ne parla poco. Qui ci sono ragazzi che veramente sono bambini e non è una cosa da aspettare. Dopo ci si domanda perché queste baby game, perché sono pieni di sostanze stupefacenti, usano cocaina già a 14 anni, ve lo posso assicurare, Damiano lo può confermare perché vengono in associazione da noi, abbiamo minori che non possiamo neanche più aiutare ultimamente, perché il settore minorile è diventato, non possiamo neanche più fare entrare a San Patrignano i ragazzi perché hanno chiuso anche là, sta diventando ingestibile e ci sta sfuggendo veramente di mano una bomba ad orologeria. Perciò tutti insieme, a cominciare dalla Meloni, chiederei questo: vediamo tutti insieme, anche per combattere questo spaccio, ragazzi, qui si spaccia alla luce del sole. Capite che qua i ragazzini come fanno? Ce l'hanno talmente vicina e con una facilità a comprare le sostanze, e sono sempre 14-15 anni, c'è l'incoscienza, c'è una cosa da prendere in mano, ma velocemente, perché qui non c'è più ritorno. Vabbè, detto da te, guarda, mi fa venire i brividi, guarda Elisabetta, te lo giuro,
perché stai dicendo veramente che questa bomba a orologeria è già scoppiata, bisogna riprenderla in mano e toglierla completamente. Elisabetta, io ti ringrazio tantissimo, grazie anche per quello che stai facendo tu con i tuoi volontari, grazie a questi ragazzi che si rimettono in gioco per recuperare gli altri ragazzi, perciò io penso che se fosse la Presidente che sta ascoltando Elisabetta, l'incontro lo farebbe su. Io sono convinta di questo. Il problema è vedere il passaggio, il famoso passaggio per arrivare a lei con questa, magari fargliela sentire direttamente a Campora cosa dice, visto che ha già conosciuto la realtà di San Patrignano, cosa dice di questa, ecco, è lei a Campora che dovrà fare da ponte, perché ha sentito, ne parlerò con i vertici provinciali, esatto, affinché possano farsi portavoce regionale. Grazie Elisabetta. Ciao Betty. Grazie a voi. Arrivederci. Grazie cara. Ancora tesoro, grazie a tutti. Prego a Campora. No, allora, le parole di Elisabetta Rizzetto sono preoccupanti, ma quanto mai, diciamo, importanti, perché fanno capire come il quadro della situazione sia molto molto complesso e pericoloso. Sicuramente mi farò portavoce di quello che si è detto quest'oggi in trasmissione con i referenti provinciali. Io non ho contatti diretti con la Meloni, magari li avessi, però diciamo anche Claudio Borgia, che è referente regionale nostro come capogruppo, e Emanuele Loperfido, che è nostro presidente provinciale attualmente, quindi loro sicuramente possono proporre questa cosa. Spero che questo incontro avvenga presto. Però abbiamo una Presidente che è molto sensibile a queste cose, e lo dimostra il fatto che è stata lì. Dico che se arriva nel modo giusto lei ascolta, il problema è fargli arrivare il modo giusto, perché i famosi filtri, se non hai la sensibilità del filtro, il filtro non arriva. No, non penso sia così difficile. Perciò davanti alle telecamere avete sentito che Davide a Campera si prenderà l'onere di far arrivare questo messaggio di Elisabetta Rizzetto. Penso che sia molto a cuore, perché è il problema di tutta l'Italia e non solo, ma visto che viviamo qui anche a nostro ognuno territorio, deve fare la sua parte. Deve fare la sua parte, e penso che sia veramente indispensabile che lei ascolti e cercare di rimediare a questa valanga di droga che sta girando, ecco, chiaramente, come dice Elisabetta, alla luce del sole. Dopo Damiano ce lo spiegherà. Abbiamo Giusy, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Però Damiano, ci vogliono anche i soldi per prendere questa droga, ma chi te li dava? I genitori? Non capisco questa cosa qua. E ti chiedevano mai dove li spendi? Ma quanti soldi ti davano? La mancetta alla settimana? Quanti soldi perché eri più giovane? Questo volevo capire. E intanto quelli che ti davano la droga per iniziare te la davano gratuitamente, finché uno non si abitua e per forza danno i soldi ai genitori, oppure se li trova in qualche altra parte, e per fortuna che sei stato forte, hai capito, ma te la sei cavata bene. Un ragazzo mi diceva una volta che aveva trovato una compagnia, ma quando ha visto che la situazione andava male, si è levato da quella compagnia subito. Bravo. Perché ha capito che se andava in mezzo doveva andare anche lui con la droga. Questo volevo dire. Vi ringrazio. Grazie a te Giusy. Allora vediamo se riusciamo a rispondere a Giusy, Damiano, poi andiamo in pubblicità. Allora Giusy, volevo risponderti il discorso dei soldi. È una cosa che può andare pari passo, nel senso, uno può venire da una famiglia che ha soldi e li ha sotto le mani e li spenderebbe. Uno può venire da una famiglia che non ha soldi e trova il modo di farli, o rubando o spacciando, insomma, dopo quando sei in quell'ambiente là è facile, c'hai un'accessibilità talmente articolata che ce l'hai sotto gli occhi ogni giorno. L'ho fatto io per anni e i genitori non capivano neanche, anche perché non è che tornavo a casa col Porsche, però riuscivo a sostenere la mia vita da tossicodipendente senza tanti problemi. Quindi sì, sicuramente ci vorrebbe un maggior controllo da parte della famiglia quando inizia a rendersi conto che c'è qualcosa che non va. Però ci vuole sensibilità per farlo, perché io ho sempre chiuso tutti i ponti con chiunque per continuare a fare quello che volevo.
e la sensibilità non è così facile perché costa tempo, costa dedizione, costa presenza, costa tanto amore che tante volte non c'è. E quindi... Damiano, è stata un'overdose oppure in quale momento hai deciso di dire basta? No, non riesco più a gestirmi, non riesco più a capire chi sono, devo cambiare. Quando è successo questo, Damiano? Questo è successo in concomitanza con la mia famiglia, che si è rivolta appunto all'Associazione di San Patrignano e ha avuto la forza di chiudermi fuori casa, diciamo. Io in quel momento conducevo una vita proprio disorganizzata, non avevo regole, non avevo scopi e sono arrivato a un punto in cui mi rendevo conto che stavo andando sempre più alla deriva e fortunatamente a un certo punto, dopo vari tentativi, varie comunità fatte, ho deciso di affidarmi a San Patrignano, seppur io non avessi un briciolo di fiducia in me stesso. Ho detto proviamo, può essere l'ultima spiaggia, può essere, speriamo che sia questa, ma non ci credevo fino in fondo, fino a che dopo 1 anno e 4 che ero all'interno della comunità ho riscoperto il valore dell'amicizia, l'amicizia soprattutto verso me stesso. Che bello! Chi è l'amico di Damiano? Damiano è l'amico di Damiano, ma devo fare, che bello, Damiano! Devo fare un ringraziamento particolare al mio angelo custode, ciao Dennis, che me lo ricordo ancora, post-Covid, è arrivato anche dentro in comunità nonostante le misure cautelari, dopo un mese che non ci vedavamo, nonostante in quell'anno, stando 24 ore assieme, cioè litigavamo dalla mattina alla sera, dopo un mese che non mi vedeva ci siamo incontrati lungo la vigna e lui non ha detto niente e mi ha abbracciato. E là, non so, è presente la benzina quando prende fuoco? Boom! Boom! E da lì ho iniziato a capire cosa volevo veramente. Giuseppina proprio di San Patrignano. Prego Giuseppina, grazie. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao, allora, sono Giuseppina, sono la vicepresidente dell'Associazione Amici di San Patrignano di Treviso, conosco bene Damiano. Ciao Giusy. Ciao. E oltre a quello sono la referente dello sportello di Gaiarine, sempre Amici di San Patrignano, voluto dal sindaco Diego Zanchetta, che anche lui è un nostro attivista, al quale io rispondo alle chiamate di aiuto per tutto il mio territorio, ma mi chiamano anche da tutta Italia, quindi do consigli. Allora, io sono 2 anni che sto tentando di portare dei progetti ad hoc nelle scuole medie, perché come diceva Elisabetta, l'età si è abbassata notevolmente. Noi abbiamo ragazzini dalla prima media, abbiamo genitori che si sono rivolti a noi con ragazzini che fino alle elementari bravissimi a scuola e in prima media il patatrac. Ora è ovvio che non tutti cadono nella rete della sostanza, ci sono ragazzi che sono più forti e più fragili. Ovviamente nelle medie l'età è l'età evolutiva, dove non c'è consapevolezza del sé, dove l'autostima non è ancora costruita, e sono i più fragili e i più avvicinabili, perché come diceva Betty, la sostanza è ovunque, nei paesini, nelle città, costa niente, quindi anche un ragazzino che chiede i 5 euro al genitore per prendersi, che ne so, la brioche, sono fattibili per una dose, per una canna, per queste cose qua. Poi ovviamente gli spacciatori sanno con chi hanno a che fare, i prezzi li tengono bassi. Sono 2 anni che sto tentando di portare dei progetti nelle scuole tramite WeFree, perché WeFree di San Patrignano è specializzato nei progetti in base all'età. Purtroppo io ho tentato di coinvolgere i miei comuni vicini con il plesso scolastico che ha 3 scuole, ho parlato con la preside, la quale era d'accordissima, la quale ha parlato con il provveditorato delle scuole, d'accordissimo su questi progetti, ma i comuni non hanno soldi, perché ovviamente non è che San Patrignano purtroppo lo fa gratis, perché giustamente sono dei servizi esterni che costano.
volevo attivare questo progetto pilota, invitare i sindaci delle zone limitrofe per vedere cosa può fare questo progetto, perché non c'è solo un ragazzo che parla della sua vita, ma c'è un professionista che sa parlare all'adolescente, cosa che noi dell'associazione non siamo in grado di fare, non abbiamo queste competenze. Ovviamente i comuni mi dicono sì e vorrebbero, ma non ci sono soldi, non ci sono soldi per queste cose qua. Grazie Giuseppina, devo chiudere perché non ce la faccio, ma sei stata chiarissima, anzi ti invito a venire anche in trasmissione, ecco, ne parleremo ancora perché è un tema da trattare, non c'è niente da fare, ho capito cosa vuol dire la parola diversamente agile, perché siamo tutti diversamente agili, non è che siano solo quelli in sedia a rotelle o quelli che gli mancano un arto, siamo tutti diversamente agili. Ecco, a Campora questa è un'occasione anche per lei, per la politica in generale, di capire le risposte da dare al territorio. Noi non abbiamo più bisogno di colate di cemento, di mega progetti strutturali, noi abbiamo bisogno di strutturare l'ambiente umano, quelli che hanno perso la via del rispetto di se stessi, della società. Nel momento che manca il rispetto a se stessi, ma lo manchi anche a tutta la comunità, perciò dovete prendere in mano la situazione, i progetti ci sono, io sono convinta che i soldi ci sono, io sono convintissima che i soldi ci sono, certo che se continuiamo a spenderli sulle colate di cemento anche col PNRR, di soldi per noi ne rimarranno sempre pochi, mancano i servizi alla persona. Pubblicità. Coeori, porca miseria. No, allora Damiano, e poi sentiamo anche Davide a Campora, consigliere provinciale alla cultura, che non sbaglio perché si dà dopo che fa pelo e contropelo a Campora. Allora, cosa vuoi dire, Damiano? Questa esperienza anche televisiva, questo messaggio che in qualche maniera deve arrivare a qualcuno. Abbiamo sentito la drammaticità dei numeri, l'età che hanno dato questi due responsabili di San Patrignano, anche i sindaci che cercano di fare la loro parte, ma è sempre un problema di soldi, soldi, soldi. Damiano? Allora io posso rivolgermi direttamente alle persone che stanno vivendo in disparte il problema, magari a causa di un figlio, magari a causa di un amico, di una sorella, un fratello. I posti che ti ascoltano esistono e uno di questi è l'Associazione di San Patrignano a Treviso, che ha aiutato la mia famiglia, tante altre famiglie, ha aiutato me come tanti altri ragazzi a cercare uno spiraglio di luce in un buio totale. Quindi non siete soli, non è da aver paura a chiedere aiuto, ma soprattutto da tirar fuori il problema, perché è il primo passo che si può fare verso un cambiamento. Ecco. Molto importante, ti ringrazio Damiano per quello che hai detto. Ma tu hai fratelli, sorelle? Sì, ho una sorella. E tu ti confrontavi con questa più giovane, più vecchia? Ho una sorella più vecchia di 5 anni e diciamo che io ho sempre avuto un carattere molto forte, ma allo stesso tempo fragilissimo, per cui qualsiasi tipo di problema me lo tenevo per me, per vergogna, per paura di essere giudicato e di conseguenza non andavo mai a confrontarmi su quelle che erano le mie paure all'epoca con nessuno, tenendomene sempre per me, pensando che fosse una cosa normale, quando in realtà se avessi avuto la forza di confrontarmi con i miei amici mi sarei reso conto che in realtà non ero solo, non ero l'unico che aveva tutte le disgrazie del mondo, quando in realtà sono cose normali, normalissime. Eri anche violento? No, non lo sono. Non sei mai stato violento? Mai stato violento. Tu hai detto una cosa importante prima, io ti ho ascoltato molto attentamente. Anche da parte dei genitori bisogna avere una certa sensibilità di capire che questo ragazzo ha problemi. Invece io ho paura, e lo dico tutte le mattine, non è che lo dico questo, che il genitore, non tutti, ma una buona parte, siccome il problema lo metti in gioco, è un fallimento per il genitore, certo, quando si accorge di questo figlio tende a mettere la polvere sotto il tappeto, non vedere. Io mi domando, ma come fai a non vedere che tuo figlio si droga? Ma come fai? Ma se lo vedo io. Mi è capitato sotto la loggia dei Cavalieri, che ve l'ho anche raccontato, di 3 ragazzine appena uscite da scuola strafatte.
fatte. L'età 14, anche meno forse. Tutti passavano, nessuno si fermava, non ero neanche capace di stare in piedi sotto la loggia dei cavalieri. Allora io mi domando, ma io mi accorgo di queste qua, tanto è vero che sono intervenuta, nonostante le parolacce sono fuori di te, quello certo. l'avevo già messo in conto, sì, il problema so anche come muovermi. Ma nessuno si è accorto di queste 3 bambine drogate, uscite da scuola, che tornavano a casa, perché tornavano a casa, cioè 3, tutte e 3, cioè, a questo punto. Allora il genitore, la famiglia, cioè deve mettersi in gioco a questo punto, perché voi fate la vostra parte, ma se non c'è questa opportunità di capire che sei tu che devi intervenire, come fai? Come dici tu, finalmente qualcuno ha capito di dirmi basta, di dire basta, chiudiamo. A Campora bisogna dare, e se io non ho questo cosa faccio? Allora Mirella, io sono diventato papà di una bambina da 2 mesi. E salutiamo, che si chiama? Si chiama Ginevra Vittoria, salutiamo anche la mamma. Ciao, mamma. Soprattutto che ha fatto il grosso del lavoro. Sono molto preoccupato perché da quando sono diventato papà la mia testa sta cambiando, anche da politico, e me l'hanno detto anche i miei colleghi politici, mi fa vedere quando nascerà tu farai politica in maniera diversa. Lo dico con un po' di emozione perché quando guardo negli occhi della mia bambina penso che deve avere a che fare con un mondo come quello che stiamo vedendo adesso. Certo. Mi mette un po' di ansia, un po' di preoccupazione, però io come sono stato educato in una famiglia, diciamo, che come dici te, attenta. Io sono uscito di casa a 18 anni e sono andato a studiare a Padova all'università, quindi ho staccato un po' quel cordone ombelicale già subito dopo l'adolescenza, mi sono laureato, però i miei genitori anche a distanza mi hanno sempre seguito. Okay. Dopo ho fatto un'esperienza all'estero a Bruxelles per 4 anni, sono tornato, però loro ci sono sempre stati. E sono sicuro che si sarebbero accorti. Quello che dici te è importante, cioè i genitori devono essere anche attenti a quello che fa il proprio figlio, la propria figlia, perché poi parte tutto da lì e devono intervenire tempestivamente. Poi dopo non sta a me giudicare naturalmente come uno fa il genitore o meno, posso raccontare la mia esperienza e posso dire con certezza che comunque parte da lì un po' il discorso. Poi c'è la sfortuna, ci sono tante dinamiche, ripeto, senza giudicare assolutamente la storia di Damiano piuttosto che la sua famiglia o chi per essi, però sì, come dici tu, come si fanno a non accorgersene? Cioè quando queste tornano a casa sono un po' così. No, fatte, strafatte, se lo dice Mirella, capite, è che io ho fatto questi percorsi per aiutare, non perché mi drogavo, ma per aiutare la vita che li faccio, cioè vuol dire che proprio non vuoi vedere, non vuoi metterti in gioco, perché sei un fallimento per te stesso come genitore, questo è grande, invece devi ammettere che hai fallito, ma però come fanno loro ti rimetti in gioco, questa è la verità. Io non posso avere un sindaco che racconta la storia di questo genitore, lo dico anche a Damiano, che hanno preso questo ragazzo che stava facendo un atto di vandalismo, l'hanno ripreso, chiama il genitore, gli fa vedere il ragazzo, dice mica mio figlio sto qua, ma è tuo figlio, ma cosa stai dicendo? Ma non è mio figlio, come non è tuo figlio? Siamo in un paese, niente da fare, neppure di fronte all'evidenza, l'ha dichiarato un sindaco qua, col video continuava a dire che non era suo figlio. E allora dice Mirella, come fai a parlare con questi? Perché quelli che si comportano bene, vabbè, bravi, ma dobbiamo parlare a quelli che non riescono ancora a capire che bisogna dire basta e bisogna accettare le proprie sconfitte a Campora. No, certo, è veramente paradossale quello che hai raccontato, non conoscevo questa storia, però un genitore che non si prende le proprie responsabilità ha più colpa del figlio, perché poi dopo il figlio, per carità, magari è caduto in quell'ambito per debolezze, però un genitore ha la responsabilità fino a 18 anni. Franco da Venezia, vai Franco! Sì, buongiorno a te e ai tuoi ospiti. Buongiorno. Ecco, volevo chiedere all'assessore di provinciale riguardo il lucro dello Stato per quanto riguarda la dipendenza da gioco, no? È una cosa molto stupida, perché
non che dice lei, non voglio offenderlo, è premesso questo, voglio dire, nel momento che lo Stato incassa i soldi dalle varie dipendenze di gioco, cosa incassa 10? Poi sentendo le telefonate, che costi hanno, che costi sociali ci sono? Tu Stato incassi 10 e poi per il recupero di queste persone, va bene, per i costi sociali spendi 20, dov'è il guadagno dello Stato? Ma qualcuno comincia a pensarci, io lo dico come contribuente. Poi complimenti a Damiano per la sua storia, per la fuoriuscita di questa cosa qui. Riguardo l'intervento nelle scuole, ho sentito l'intervento della vicepresidente che si sono abbassati, diciamo, l'età fino a 14 anni, è una cosa terribile. Allora, poiché oggi si vede di tutto e di più per televisione, ho visto alcune immagini di chi in America, di chi usa il fentanyl. Cominciate ad andare nelle scuole, non ho la verità in tasca, ma allora abbassiamo l'età, visto che a 10 anni, 11 ci insegnano Numa Pompilio e Tullio Ustilio, mostrate ai ragazzini queste immagini di chi prende il fentanyl, l'ho visto in America, sono cose zombie, cose da non vedere. Allora voglio dire, non spaventiamoli, naturalmente devono essere immagini accompagnate da chi è all'altezza di spiegare bene ai bambini. Voglio dire, quando andavo a scuola io avevo 10-11 anni, che ci spiegavano, qualche volta ci portavano in una saletta lì e ci facevano vedere delle immagini che ci restavano naturalmente, ci imprimevano di più, diciamo, il senso del capire di quanto ci spiegavano. Quindi se a 14 anni, Mirella, vedi queste persone strafatte, probabilmente bisogna abbassare l'età per andare nelle scuole, mettetevi d'accordo con i genitori, con i consigli di classe, naturalmente, perché ci si deve confrontare a questi livelli con i genitori se fossero più o meno d'accordo. E un'ultima cosa, l'intervento diciamo giudiziario, cioè se c'è lo spazio alla luce del sole, come denunciava la vicepresidente, ma contro questi, diciamo così, spacciatori, ma voglio dire, sono Highlander, cioè non si può fare niente. Grazie Franco, devo chiudere perché ho forato, ma sei stato chiarissimo. È vero che bisogna intervenire subito, non aspettare, perché se sono queste responsabili di San Patrignano preoccupate così, che hanno detto è una bomba a orologeria che è scoppiata, dobbiamo intervenire subito, qualcuno dovrà prendere le precauzioni per intervenire, della politica, perché noi non possiamo farlo. Prego a Campora. No, beh, allora rispondo al telespettatore. A Franco. Beh, è un paradosso il fatto appunto che lo Stato tassi il gioco d'azzardo, le sigarette, l'alcol e dopo ci siano dei costi sociali in conseguenza a chi ne fa consumo. Ma cosa facciamo? Immaginiamo allora di togliere tutto, di chiudere completamente, cioè ci sarebbe una rivolta sociale, cioè vietiamo le sigarette, vietiamo... io penso che ci sia un equilibrio, naturalmente non sono un legislatore che, diciamo, che può prendere delle decisioni in questo contesto, però posso capire come alla fine ci sia un equilibrio dove ci deve dare qualche libertà alla popolazione, però di conseguenza la si deve anche dare dei limiti, ecco, su questo, però è un paradosso effettivamente. Se permetti, volevo parlare del bando, quello lì, perché mi voglio rilacciare al fatto appunto di aiutare le piccole associazioni che possono essere anche associazioni come la vostra che portano avanti anche dei sani valori, dei sani principi che possono aiutare anche i ragazzi e le ragazze in difficoltà. In questo caso parlo di cultura, di spettacolo, di arte, perché ho la delega alla cultura, però come dicevamo nulla toglie al fatto di poter allargare situazioni di questo tipo anche per favorire associazioni che possono avere una ricaduta positiva, uno scopo benefico. Noi in provincia abbiamo un piccolo tesoretto, diciamo, non sono tanti soldi, voi sapete che da quando le province sono state svuotate delle competenze, come dicevo prima,
non abbiamo più tanti soldi. Però il tesoretto c'è. Però abbiamo un tesoretto di circa 10-12 mila euro, ecco, che sono derivati da dei finanziamenti regionali, che veniva utilizzato fino all'anno scorso, fino a qualche mese fa, prima che prendessimo questa decisione, per fare un grande concerto di fine anno in provincia. Un concerto con degli ospiti d'eccezione, bellissimo concerto, però che costava quasi tutto questo budget, questo cachet. Allora abbiamo detto, naturalmente ringrazio anche il presidente Don Adel, che subito su questo tema ha dato sponda e ha dato mandato di procedere, e ringrazio anche gli uffici della provincia che hanno redatto questo nuovo bando. Volevamo fare qualcosa di più democratico, volevamo aiutare, piuttosto che spendere tutto in questo grande concerto di fine anno che assorbiva tutti questi soldi, dare la possibilità di aiutare piuttosto 30-40 associazioni con questi soldi, magari dandogli anche 400-300 euro ciascuna. E quindi abbiamo messo in piedi questo progetto che prevede appunto di dare questo denaro di Rete Eventi Cultura per quei comuni, per quelle associazioni tipo, naturalmente senza scopo di lucro, quindi devono essere delle APS, le quali vogliono organizzare dei festival, delle kermesse, degli eventi culturali per i bambini, degli spettacoli teatrali nelle piazze, e possono attingere a questo tesoretto facendo domanda fino al 24 di luglio, okay, tramite un format, un modulo che si trova sul sito della provincia. E naturalmente devono avere dei requisiti. I requisiti devono essere naturalmente che abbiano sede nella provincia di Treviso, che abbiano degli scopi culturali e ludici, ecco, in questo senso, e tramite un punteggio che dopo viene fatto, per esempio il numero delle edizioni, il numero degli spettacoli, se gli eventi sono gratuiti, in base a questi vari elementi loro assumeranno un punteggio definitivo che poi verrà messo in una graduatoria e verranno premiati. Quindi abbiamo fatto questo grande passo per poter aiutare più realtà piuttosto che darle in un unico grande evento. Meglio che niente, meglio la goccia nell'oceano, cosa dici Damiano? Piuttosto che niente, meglio questa goccia che arriverà a quelle associazioni che parteciperanno a questo bando. Grazie, veramente grazie, il tempo è terminato, ringrazio tantissimo Davide Acampora, consigliere provinciale con delega alla cultura, ecco, anche di questa opportunità molto accettata, perché veramente tutti quanti stanno chiedendo aiuto, perché il mondo del volontariato, che è quello che tiene in piedi l'Italia, è stato messo con le spalle a muro tra tasse, balzelli, ecco, dobbiamo pagare per fare i volontari, perciò ben vengano questi bandi, anzi consigliere ne faccia di più, dica anche il Presidente, troviamo altri tesoretti per aiutare queste persone che anche durante la pandemia, che è il volontariato, hanno tenuto in piedi il nostro paese, che è l'Italia. Grazie, grazie, mentre Damiano rimane ancora con noi. Damiano, demetto pubblicità. Ringrazio veramente Giuseppe Romano, sindaco di Vedelago, di essere qui questa mattina. Poi entrerà anche un altro ospite, parleremo di sport come abbiamo iniziato, che è Mauro Di Donè, che è istruttore di karate, maestro di autodifesa. Però prima volevo iniziare e continuare con la storia di Damiano Dametto, questo ragazzo di San Patrignano, sindaco, che adesso sta cercando di aiutare gli altri ragazzi caduti nella trappola mortale della droga.
le due referenti che abbiamo qui nel territorio hanno detto che bisogna intervenire subito, non è più gestibile la storia con questi ragazzini e già ne abbiamo pochi, se perdiamo anche questi siamo a posto perché sono il nostro futuro. Cosa ne pensa? Allora presentati Damiano al sindaco, veramente che è una persona, Giuseppe Romano, che ho avuto ancora ospite, molto sensibile al sociale. Prego. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Sono Damiano, sono un ragazzo che ho avuto problemi di tossicodipendenza nella mia vita fino all'età più o meno di 26 anni, fino a quando, grazie all'associazione di San Patrignano Treviso, sono riuscito ad entrare in comunità, dove il mio percorso è durato 3 anni e 7, un percorso di rinascita, di ricrescita, dove ho riscoperto l'amore verso me stesso. Ora sono uscito ormai da 3 anni. Ho avuto la fortuna di trovare la mia compagna di vita, che è... Salutiamola. Ciao Giulia. Ok. Ciao Giulia, Ciao Giulia, la salutiamo anche noi. Ci sta ascoltando, con la quale convivo ormai da 2 anni e condivido il mio presente con tutte le emozioni per costruire il nostro futuro assieme. Cosa chiederesti a questo sindaco? Prima abbiamo sentito le tue referenti che hanno detto noi presentiamo i progetti nei comuni, nei sindaci. Io volevo coinvolgere anche il sindaco di Vedelago perché lo so che lui ci mette sempre la faccia e cerca di dare anche delle risposte, con me l'ha fatto, perciò lo dico, che è un tema che veramente riguarda tutti. Ecco, cos'è questo progetto? Dov'è che volete puntare, Damiano? Ma sicuramente bisognerebbe, secondo me, avere più punti di ascolto che riescano a diciamo, intervenire dove il problema viene sottovalutato o non viene neanche preso in considerazione, perché appunto non si sa dove rivolgersi, o per paura o per vergogna o per noia, quindi creare delle associazioni o dei punti di ritrovo per dare aiuto a quelle persone che non sanno a chi rivolgersi. Cioè, chiedete come uno sportello, sì, rieducativo? Un rieducativo, comunque che possa dare sostegno, quindi avendo persone competenti che riescono a dare supporto a persone che non sanno cosa fare. A chi o per vergogna o per paura? Per vergogna o per paura o perché semplicemente non... perché magari a volte giustamente costa e anche il costo diventa un problema, quindi uno sportello gratuito che metta a disposizione persone che ci sono già passate, come magari facciamo noi appunto. Sa sindaco Romano cosa ho fatto io col sindaco? L'unico che ha creduto nel mio pensiero, un pensiero che però è costruttivo, ho detto ma non è il caso che voi sindaci cercate di fare un censimento delle fragilità che ci sono nel vostro territorio? Perché mi arrivano qui, semplicemente a Sveglia Veneti, persone, telefonate, mail, WhatsApp di persone che sono in grave difficoltà, che non si rivolgono ai servizi sociali, che non sanno telefonare, che non vogliono telefonare. E il sindaco di Ponzano sa che l'ha fatto, poi è ritornato e ha detto: sa Mirella che non avrei mai immaginato di trovare nel mio territorio quello che ho scoperto? Sa che è stata per me una lezione molto importante perché sono fragilità che non sarebbero mai arrivate. Un censimento delle fragilità per aiutare anche queste famiglie, questi ragazzi. Cosa ne pensa, sindaco? Voi avete i servizi sociali, avete il mondo del volontariato che può aiutarvi, abbiamo dei professionisti seri, eppure ognuno fa il proprio orticello, non si fa squadra e poi ci ritroviamo le situazioni che ci ritroviamo. Prego, sindaco Romano. Innanzitutto credo che l'esperienza di Damiano possa tornare utile a tutti e credo doveroso pensare a come affrontare questa partita perché, come dicevi tu Mirella, i giovani sono talmente pochi che bisogna che ce li curiamo, ce li costruiamo, sono il nostro futuro e credo che dobbiamo assolutamente investire su di loro. Credo che però dovremo fare anche un passo oltre, perché capisco che si fa molto, i servizi sociali nel nostro territorio funzionano molto molto bene, la riforma che sta venendo avanti spero vada nella direzione corretta, nella direzione giusta,
però è anche evidente che ci sono delle fragilità, fra parentesi nascosti, che dobbiamo raccogliere, vedere e quant'altro. Quindi io mi sono già preso il nome di Damiano, perché poi se ci dà qualche riferimento o qualcosa noi andremo a cercarli, perché probabilmente c'è anche un po' di vergogna nel poter esternare determinate cose. Non ci deve essere vergogna. Io credo che la cosa fondamentale nella vita è parlarsi. Chi si confronta, chi parla, chi viene a dirci qualcosa, noi non lo mettiamo mica in piazza. Noi dobbiamo avere l'accortezza, noi sindaci, noi istituzioni, l'accortezza di accogliere tutti e di capire queste fragilità e queste problematiche che ci sono, inutile dire che non ci sono e come, perché dobbiamo prevenirle il più possibile, e dove non siamo riusciti a prevenire dobbiamo intervenire successivamente per dare degli spazi, delle opportunità. Quindi bravissimo Damiano, perché da solo, grazie anche alla compagna che mi sembra di capire, è riuscito a dare e a darsi una vita e a darsi un futuro. Quindi bravo, ma da lui dobbiamo capire cosa possiamo fare, perché altri come lui ci sono, altri come lui dobbiamo aiutarli. Fondamentale questa cosa, Mirella. Allora io poi le darò il numero naturalmente di Elisabetta Rizzetto, che è la responsabile di San Patrignano di Treviso, ma anche di Giuseppina, che è la responsabile di San Patrignano di Gaiarine, che loro hanno i progetti. Hanno i progetti che voi dovete portare avanti assolutamente, sindaco. Dovete fare squadra, aiutare questi ragazzi, perché le famiglie non sono in grado di aiutarli, proprio mentalmente non riescono, anche perché la giocano molto bene, si mettono questa maschera di bravi ragazzi da una parte e dall'altra poi quando escono invece viene fuori il ragazzo che ha preso una deviazione terribile. Però vede, sindaco, bisogna avere una certa sensibilità. Io dico sempre, sindaco Romano, che noi abbiamo i 5 sensi, ma manca il buon senso. Il buon senso di portare avanti un progetto valido, quello che veramente dà risultati. Lo sa che io ho portato un progetto importantissimo in prefettura assieme ad altre associazioni, e lo dico molte volte, per cercare di far capire a questi ragazzi che c'è una vita sola, che vale la pena di ricominciare. Stavamo per partire, qualcuno non ha avuto il coraggio di partire, si è ritirato ed era la persona più importante, non so dall'alto chi è piovuto, stavamo partendo, riguardava l'ambiente, soprattutto portarli alla proprio responsabilità dell'ambiente. Siccome loro sono molto vicini all'ambiente, ringrazio anche Katia Zanata che è collegata con noi, grazie dottoressa Zanata che si occupa di ambiente, specialmente mi fa molto piacere averla ospite sia col sindaco Romano che con questo ragazzo che sta cercando di mettercela tutta per riprendere in mano la vita e aiutare gli altri ragazzi. Io sono convinta che la bellezza, l'arte, la natura risolverà il problema assieme a questi ragazzi, ma a voi esperti di questo, che sapete parlare, anche far capire l'importanza della natura, perché loro sono molto vicini all'ambiente, solo loro che scendono nelle piazze per l'ambiente, non sono i diversamente giovani che poi li criticano, li vedono male, le volte fanno azioni forti, è vero, ma d'altra parte se nessuno li ascolta dovranno pure farsi ascoltare in qualche maniera. Dopo sentiremo Damiano. Dottoressa Zanata, cosa ci dice? Specialmente la biodiversità. L'abbiamo sentita l'altro giorno, prima si parlava di biodiversità, cos'è una roba che si mangia? Finalmente si è capito l'importanza della biodiversità. Prego dottoressa. Sì, buongiorno. Innanzitutto va fatta una discrimina, cioè nel senso io sono biologa, lei ha detto scendere in piazza eccetera. Io scendo anche in piazza, però prima di tutto studio, cioè nel senso prima di tutto sono biologa ambientale e poi sono anche ambientalista, non lo posso negare, perché ovviamente nel momento in cui si studia la vita non si può fare altro che difendere la vita stessa. E quindi sì, io mi prodigo anche nel cercare di difenderla e manifestare appunto questo mio interesse, questo mio amore soprattutto per la vita stessa. E cosa dire? Ma intanto vi ringrazio per questa opportunità e ringrazio gli ospiti Damiano e il sindaco Romano, nel senso che volevo sottolineare quanto lei ha detto giustamente, che esiste un profondo legame tra ambiente e l'aspetto sociale, e oggi più che mai questo legame è ancora più forte proprio in presenza delle grandi crisi che stiamo vivendo sotto gli occhi. La crisi climatica, che è quella che più ci tocca direttamente, cioè nel senso che la stiamo
sperimentando sulla nostra pelle. Però voglio parlare anche di quell'altra crisi che è fondamentale, che è la crisi della biodiversità, che purtroppo passa sotto traccia e non solo sotto traccia, viene anche strumentalizzata molto spesso, cioè nel senso che la parola biodiversità viene abusata senza comprenderne il significato profondo, e purtroppo ci sono delle manovre anche politiche che utilizzano cioè effettuano quello che si chiama greenwashing purtroppo, e passano dei concetti sbagliati. E volevo appunto sottolineare la relazione tra la natura, diciamo, la salute dell'ambiente e la salute umana. E oramai ci sono ovviamente studi che comprovano questa relazione fortissima. Basti pensare alle città che sono sprovviste di parchi, di zone verdi. Ecco, lì oltre ad avere una sofferenza appunto delle persone che ci vivono, possiamo pensare anche ad una questione economica. Quanto vale una zona ricca di verde pubblico oggi rispetto ad una zona urbana povera e scarsamente rinverdita? Ci sono prezzi diversi. E quindi oggi solo i ricchi possono permettersi di andare in una zona urbana dove è possibile stare meglio, quindi ricca appunto di vegetazione, con parchi e altri servizi, e quindi i poveri stanno sempre peggio. Poi mi viene in mente, per quanto riguarda appunto la cura che la natura può dare, ad esempio io non sono medico, però conosco appunto dei medici che se ne occupano. Ci sono oggi delle prescrizioni verdi, mi hanno raccontato, che sono proprio delle prescrizioni, come si fa la prescrizione di un medicinale, ci sono una prescrizione proprio di seguire, di immergersi nella natura, proprio perché la natura è curativa. Allora sentiamo, devo correre che purtroppo il tempo è tiranno, sì. Anche altri ospiti. Però Sindaco, come commenta? Lei che è molto vicino al sociale, il verde sociale, sa cosa dice Mirella? Che forse oltre le quote rosa nei comuni in giunta ci vogliono le quote verdi, perché abbiamo veramente delle persone molto preparate, esperte, che possono dare anche al sindaco e alla giunta, ecco, dei percorsi molto importanti, perché sono percorsi fatti da esperti. Noi siamo stanchi di politici che tirano fuori l'asso dalla tasca e sanno tutto e non sanno di cosa si parla. Io ieri ho avuto un fisico, lo dico anche alla dottoressa Zanatta e anche al sindaco, che ha parlato di nucleare, ad esempio. Avevo altri sindaci e erano vari partiti e hanno convenuto che quello che stava dicendo era vero. Ma di cosa parlate del nucleare? Il nucleare è già una cosa vecchia, se ne riparlerà forse fra 15 anni, ma noi non ci saremo neanche più. Ma forse parliamo di fotovoltaico, parliamo di energie rinnovabili, parliamo di altre cose, non parliamo di una cosa che non esiste al momento. Non esiste, non può esistere. Dove fate il nucleare? Me lo spiegate dove volete farlo? Chi accetterà di andare ad abitare vicino a una zona nucleare? No, ponetevi anche questi problemi. Ma di cosa parlate? Io avevo veramente questi sindaci, uno era della Lega, uno era di Fratelli d'Italia, si sono guardati e hanno detto forse ha anche ragione, sarà meglio che ci consultiamo un pochino. Sindaco, come commenta le parole della dottoressa Zanatta? Beh, le commento dicendo che è inevitabile che la questione ambientale dell'ambiente sia una questione centrale rispetto al futuro. Il futuro purtroppo o per fortuna ha bisogno di essere governato. Noi veniamo da un periodo in cui questo territorio era un territorio di emigrazione, è diventato un territorio di immigrazione, e questo ha fatto sì che per tantissimo tempo noi abbiamo guardato, noi come sistema, non noi come politica, noi come sistema abbiamo ragionato e pensato che era inevitabile invece dare risposte urgenti, veloci a chi viveva e a chi aveva bisogno di mangiare, perché questo era il nostro problema. Si moriva tape agra, dottoressa, questo era il problema di fondo. Negli anni 60 si emigrava dal Veneto, oggi c'è l'inverso. Quindi in quel momento si pensava esclusivamente a affamare le persone ed era importante farlo, l'abbiamo fatto. Oggi dobbiamo ripensare qual è il nostro futuro e dobbiamo soprattutto pensare non a noi, ma dobbiamo pensare ai nostri figli, ai nostri nipoti, cioè dobbiamo lasciare un territorio, dobbiamo lasciare questa nostra situazione migliore rispetto a come l'abbiamo presa. Quindi ben vengano le soluzioni ambientali e anche la biodiversità. Guardi, io per il sistema
io ho governato da presidente del consorzio di bonifica per 20 anni l'acqua nella provincia di Treviso e quindi credo che di conoscere un po', non tutto, questo tipo di ambiente è fondamentale. L'acqua è fondamentale, l'ambiente, la biodiversità è estremamente fondamentale, però gli eccessi in un modo o nell'altro devono essere governati. Credo che bisogna governare questa partita non andando a prendere gli estremi da una parte e gli estremi dall'altra. Dobbiamo portarla nella direzione corretta pensando che il futuro passa per l'ambiente e passa per l'energia rinnovabile. Su questo sono d'accordo con lei. Damiano, come vuoi commentare quello che hai sentito anche dalla dottoressa Zanatta? Non ho molto da dire, sono pienamente d'accordo. Io sono dell'idea che una persona, se nel quotidiano riesce a trovare della serenità con la disponibilità che ti viene messa attorno, perché purtroppo, come diceva la dottoressa, i ricchi possono permettersi una vita più agiata, una vita più rilassata, una vita che costa di più. Un povero fa più fatica, il povero deve fare una scelta e quindi avere comunque una disponibilità che venga messa tangibile potrebbe far trovare più serenità a tutti noi, secondo me. Come ci saluti, Damiano? Con quale messaggio vuoi lasciarci? Lasciamo lo spazio all'altro ospite. Avevo piacere che ti incontrasse il sindaco Romano, appunto, che daremo anche i numeri delle due coordinatrici, perché state portando avanti un lavoro importante e tu sei un testimonial. Certo, io ho un messaggio a chiunque stia ascoltando questa trasmissione: non abbiate paura di chiedere aiuto, soprattutto ai genitori che vivono in terza persona il problema della tossicodipendenza, ma anche a tutti i ragazzi che se ne rendono conto ma non sanno come fare per paura, per vergogna, per giudizio. Non abbiate paura perché gli strumenti ci sono, basta trovarli e basta rivolgersi, quindi la vergogna potete metterla da parte, anche perché la vita è solo una. È uno strumento, così hai detto Damiano prima, può essere anche lo sport, che poi sentiremo. Certo, assolutamente, anche lo sport. Ecco, avete capito cosa ha detto? Anche lo sport può aiutare questi ragazzi a uscire da questo tunnel maledetto senza uscita, se non si prendono veramente in mano le situazioni e si cerca di tirarli fuori, ma nella maniera corretta, anche con lo sport. Grazie a Damiano, andiamo a vedere SAS Territorio proprio con la dottoressa Katia Zanatta. Bene, questa è un po' la prima che ho scelto. Vediamo la stipa Eriocaulis al calare del sole, restituisce dei riflessi veramente unici. E questa è la bellezza e direi anche la profondità delle Gravedigiano. Sottotitolo: senza la biodiversità l'uomo non sarebbe in questa terra. E questo è l'invito che vi faccio a seguire appunto questa presentazione. Questo è tratto da un libro recentemente uscito, Le arche della biodiversità, scritto da Alessandro Chiarucci, docente ordinario dell'Università di Bologna. Spesso negli argomenti politici degli ultimi anni, specie in quelli che riguardano questioni etiche, la parola vita viene associata soltanto alla vita umana, come se questa fosse una proprietà intrinseca, specifica degli esseri umani. Si tratta ovviamente di un'impostazione culturale molto limitata ed esclusivamente antropocentrica, che non considera quanto in realtà la vita presente sulla Terra sia infinitamente più ricca e diversificata di là di quella umana. Per fortuna, e questo succede oggi, di fronte a questi concetti riduttivi sta maturando una nuova, in una significativa fetta di popolazione, la consapevolezza che la vita umana è parte di qualcosa di molto più grande, costituito dalla varietà di forme di vita che popolano il pianeta. E questo sta portando anche allo sviluppo di una visione etica per la vita in generale, molto meno antropocentrica e più ecocentrica. Andiamo avanti. Questa visione non è facile, perché io mi rendo conto che ciò che si sente è sempre la vita dell'uomo al centro di tutto. E però se noi ci pensiamo, perché siamo appunto abituati ad avere un ambiente abbastanza limitato sia nello spazio che nel tempo, che è la nostra comunità, per esempio, la nostra comunità di persone. Parlare di biodiversità implica spostare un'attenzione in un tempo molto lungo e anche nello spazio. La biodiversità è stata definita dalla Convenzione sulla diversità biologica come la variabilità
tra gli organismi viventi di ogni origine compresi gli ecosistemi terrestri, marini ed acquatici e i complessi ecologici di cui essi fanno parte. Se ci pensiamo, questa definizione onnicomprensiva è una definizione che implica accettare o entrare in quello che è una dimensione della complessità. E questo è difficile. Comprendere e parlare in termini di biodiversità e spostare l'attenzione da un approccio antropocentrico verso un approccio ecocentrico è molto difficile, perché ci costringe a pensare in termini di complessità. E complessità che praticamente è la biodiversità. Prima di questa definizione, che è stata coniata da Wilson, un certo Odum, già nel 1971, aveva definito gli ecosistemi come i molteplici fili della natura, i fili invisibili della natura. Sono fili che noi non vediamo. Quando entriamo in un bosco non ci accorgiamo di tutte le relazioni che praticamente caratterizzano tutte le specie tra di esse e con l'ambiente abiotico. C'è tutta una serie di relazioni, di complessità, che a noi sguardo umano sfugge. E però queste relazioni sono estremamente importanti. Abbiamo Elisabetta da Venezia. Vai Elisabetta. Buongiorno, sì, sono Betty. Adesso sto chiamando da fuori e non ho la TV davanti perché ho provato all'infinito per prendere la linea. Allora, intanto saluto tutti, saluto Damiano e volevo portarvi la mia testimonianza e ringraziare ancora una volta Damiano. Allora, sono la mamma di Andrea. Andrea è entrato a San Patrignano giovedì scorso ed è stato seguito durante tutto il percorso da Damiano, dall'associazione di Treviso, dalla Betty, da anche gli altri ragazzi. Mattia, purtroppo non riesco a vedervi, ma solo sentirvi perché sono in strada, sto andando al lavoro, però sono riuscita a prendere la linea e ci tenevo tanto. Grazie, grazie Elisabetta, Damiano... devo chiudere, grazie della telefonata. Okay. Damiano è andato via purtroppo perché appunto l'avevo tenuto anche più del necessario, perché ho capito quanto è interessante, vede Sindaco, parlare di questa opportunità che diamo a questi genitori, a questi ragazzi. Non so ancora se c'è la dottoressa Zanata, ma mi aveva avvertito che poteva stare pochissimo perché è una situazione molto, molto importante, perciò il supporto l'ha dato, poche parole ma molto chiare, quella che è la biodiversità e l'importanza che dà a voi sindaci, siete voi responsabili della salute dei propri cittadini. Certo. Abbiamo sentito anche nelle grave di Ciano quanti sindaci si sono uniti per difendere il territorio, questo SOS territorio che abbiamo visto anche in questi giorni. Se non si riesce a capire di investire nelle fragilità del territorio, altro che cattedrali e colate di cemento, qui bisogna cominciare veramente con gli argini, con i fiumi, con i ponti, e chi ha più ne metta. Allora Sindaco, cosa vuole dire? Prego. Ma credo che intanto ringrazio la signora che ha chiamato, perché è importante mettersi in discussione, ma come diceva prima Damiano, la cosa fondamentale, e lo faccio anch'io come invito, è quello di venire a parlarci. Se non hanno il pudore di venirci a parlare, per noi è difficile sapere cosa succede. Noi dobbiamo incrociarli, vederli. Se hanno qualche problema, ripeto, io parlo per i sindaci e la disponibilità dei sindaci è sempre stata a 360 gradi per 365 giorni all'anno, e siamo disponibili perché dobbiamo farlo. Credo sia sono delle risorse alla fine, non dobbiamo perderle, sono le risorse di un territorio e queste risorse devono essere tutelate, quindi veniteci a trovare, veniteci a parlare e assieme troveremo sicuramente una soluzione per darvi una risposta. Allora adesso conosciamo anche Mauro Di Donè, istruttore di karate, questo maestro che sta cercando anche con questa difesa personale di aiutare le fragilità. Siamo tutti fragili quando incontriamo una persona violenta, non è sempre semplice difendere, bisogna sapersi difendere. Questi ragazzi che girano con questi coltelli, ecco, non tutti. Guardate, io ieri sera sono stata invitata a una cena e devo dire la verità, quello che erano tutti ragazzi giovani che lavoravano, che facevano i camerieri, educatissimi,
bravi. Io ho parlato con loro perché io sono una curiosa numero uno, dico ciao, ma oltre a questo lavoro fai studio, sto prendendo i soldi per andare all'università, cioè sono bravi ragazzi, ma di cosa stiamo parlando di Donè? Ecco, e lo sport può aiutare anche quelli che hanno preso vie diverse a prendere altri percorsi, ma ci vogliono soldi però, bisogna investire, cioè tutto costa. Io ho un banco solidale, il sindaco lo sa, perciò so cosa vuol dire non avere un centesimo in tasca. Ma è tutto pieno i ristoranti, certo, però non vedi quelli che sono a casa che non possono neanche mangiare un gelato. Prego di Donè, l'importanza dello sport che finalmente anche nella Costituzione, specialmente vedo le arti marziali che gli intrigano molto i ragazzi, visto che vogliono fare le risse, mettiamoli e iniziamo con loro, no? Buongiorno a tutti. Vabbè, intanto dobbiamo differenziare forse un po' le cose. Lo sport è una parte, e io sono istruttore sportivo di karate, e allora hai a che fare con bambini dai 3 anni in su e comincia a ragionare su quello che stava parlando anche lei, quindi tutti quanti i principi dello sport, quanto può far bene, quanto può... L'altra parte invece è la difesa personale, che è l'altro discorso, e là bisogna parlarne però diversamente, perché non è più uno sport. Là stiamo parlando di difendere se stessi. Quindi intanto io partirei dal principio che la difesa del cittadino prima di tutto deve essere lasciata agli organi competenti. Quindi ricordiamoci che ci sono intanto dei politici che devono darci una legge adeguata per poterci difendere, ma poi ci sono le forze dell'ordine. Non dobbiamo essere noi i Rambo della situazione. Ci sono le forze dell'ordine, ci sono i carabinieri, c'è la polizia. Dobbiamo sapere che siamo protetti come cittadini da questi organi. Purtroppo non sempre può essere là presente il poliziotto, il carabiniere, e quindi quello che io cerco di dare è qualche strumento in più per potersi arrangiare nel caso arrivassimo a una colluttazione. Però stiamo parlando di difesa personale, lì non ci sono più regole, non stiamo più parlando di quanto bene faccia lo sport. Lì devo portare a casa la mia salute e quindi vale tutto, devo difendermi. Quindi anche là vogliamo portare comunque il nostro aiuto alla popolazione in vari modi. E nello specifico cosa si è visto in questi anni? Che mentre una volta le aggressioni più feroci riguardavano una fascia d'età un po' più alta, quello che si è visto in questi ultimi anni è che la fascia coinvolta da queste aggressioni, la fascia d'età, si è abbassata, e si è abbassata tanto. Tant'è che i corsi di autodifesa noi li facciamo da 30 anni, non è una novità, non è una moda, ci sono da sempre. Soltanto che mentre una volta erano rivolti a certe persone, adesso ci siamo chiesti, ma i nostri ragazzi già a 13 anni, 12 anni, 13 anni si leggono, 14, si leggono sui giornali certe notizie che ci siamo chiesti proprio, hanno bisogno di una mano anche i nostri ragazzi più giovani? E quindi ci siamo confrontati, ci siamo messi a quattro occhi e sono nate delle opportunità. Prima con la festa dello sport abbiamo provato a vedere se inserendo la difesa personale interessava i ragazzi. Io prendo solo dalla terza media in su, non voglio portare la difesa personale tra i ragazzini più piccoli. E abbiamo già visto un certo interesse alla festa dello sport. Poi c'è la giornata sulla sicurezza che a Vedelago viene organizzata da alcuni anni, dove vengo chiamato anche là per portare tra i vari temi della sicurezza l'autodifesa. E parlando con i professori, parlando con i ragazzi, abbiamo proprio percepito questo bisogno già in età così... la terza media sono 13 anni, insomma. Ecco che da là è nato il progetto Portiamo la difesa personale tra i ragazzi. Lì nel farlo l'idea è stata bella, quella di portarlo completamente gratuito
tra tutti i Cosa ragazzi. non facile da sentire, complimenti sindaco. Là è stato difficile. Vedete quando vogliono i soldi li trovano perché hanno capito l'importanza dell'investimento. Però vede Di Donelli ha detto una cosa importante, io l'ho ascoltata molto attentamente. Lei ha detto io non prendo i ragazzi, i bambini l'autodifesa, prendo i ragazzi dai 13 anni in su. È una scelta personale. Però lei ha anche detto io inizio a 3 anni a insegnare. E allora, aspetti, allora, se io a 3 anni sono obbligato a fare sport a scuola, vari tipi di sport, come si faceva una volta, fai scherma, fai autodifesa, scegli tu. E inizio fin da piccolo a impiegare il mio tempo, il mio cervello a capire l'importanza di queste discipline, che bene o male qualcuna mi piace, perché come fai a non scegliere? Arrivo a 13 anni, che non sono più quel ragazzo che ha detto lei che devo prendere e insegnare perché quel percorso non va più bene, perché mi sono già difeso. Noi dobbiamo iniziare a capire di Donè, ma io ho gli esperti che vorrei che la Mirella dice, che il bambino già a 4 anni riesce a capire quello che tu dici e quello che gli fai vedere. Tanto è vero che porto l'esempio di quel mio amico, assicuratore, che è andato al bar con il suo nipotino di 4 anni. Questo bambino ha preso il nonno per la giacca e ha detto nonno hai visto che là c'è un Picasso? C'è un Picasso? Sì nonno guarda. In effetti c'era la stampa di un Picasso. Perché questo bambino è riuscito a capire? Perché la mamma lo porta a musei, gli spiega i quadri. Questo bambino a 4 anni è una spugna che beve. Beve, assorbe. Tanto è vero che cominciano perché sono curiosi. Basta con sti perché, eccola, no, tu spiega. Il bambino ha bisogno di capire. Capisce che se noi iniziamo a capire che forse dall'età piccola, dall'asilo, no, a 13 anni di Donè, dall'asilo, iniziare a capire con persone competenti, no, che le maestre si devono inventare l'attività motoria, queste educatrici devono farli professionisti. Non troveremo più questi ragazzini a 13-14 anni in queste condizioni, perché se io non ho la famiglia, chi è che mi insegna il comportamento? Se mio papà, nonostante, come ha detto quel sindaco, faccio vedere tuo figlio che sta commettendo un atto di vandalismo e tu continui a dirmi non è mio figlio nonostante il video, non andiamo da nessuna parte, non salviamo questi ragazzi. Se invece iniziamo da piccoli, anche senza la famiglia, la scuola, l'asilo è fondamentale e dopo il dopo scuola. Il ragazzo prima, Damiano, ha detto non vogliamo annoiarci, l'ha detto lui, la noia è il peggior nemico perché quando arriva la noia ne combiniamo di tutti i colori. Capisce che abbiamo gli strumenti, ma dobbiamo metterli in atto. Ma costano troppo, non ci sono investimenti. No, l'ha dimostrato il sindaco. Se vuoi, l'investimento lo trovo per il bene della mia comunità, perché lei non investe solo su Di Donà o su quello, investe per la sua comunità, un senso di sicurezza. Sindaco. Beh, innanzitutto devo ringraziare Di Donà e Mauro per il lavoro che fa. Certo. Perché è vero che se i soldi si trovano, però solitamente i soldi da soli non sono sufficienti e ci vogliono le persone. E Mauro ha dato il segno tangibile che non basta solo i soldi, ma ci vogliono anche le persone. Ma come Mauro ce ne sono tantissimi altri in giro per il nostro Veneto, Mirella. Il problema è che a volte bisogna inseguirli, coinvolgerli, ragionarci. Lui ha fatto 2 esempi. La festa dello sport, che a Vederlago già da un po' di tempo. Che si svolge quando? A settembre mi sembra, dipende da settembre, comunque in autunno. In autunno. E invece in tarda primavera facciamo la giornata della sicurezza, che è un po' più ampia, nel senso che non è dedicata alla sicurezza stradale, alla sicurezza dei luoghi, ma è dedicata alla parola sicurezza molto più ampia, tant'è che parliamo di sicurezza idraulica, dei pompieri e quant'altro. Però questo è un circuito che coinvolge le famiglie, la scuola, l'integrazione che dobbiamo fare. Ecco, è un percorso che non può essere fatto a pezzetti, deve essere visto in una complessità. Mosaico. Ma metterlo anche assieme, perché se tu non metti assieme queste cose, se tu non porti la protezione civile, le associazioni come la sua, le forze dell'ordine, in questa partita tu non riesci mai a darci però.
su una cosa voglio essere chiaro. È indispensabile, sono indispensabili le famiglie. Le famiglie sono cambiate. La famiglia non è più quella di una volta, ma perché sono cambiati i tempi, sono cambiate le mode, sono cambiate le situazioni, però la famiglia è centrale. Con la scuola stiamo facendo sempre di più un ragionamento che non basta parlare ai ragazzi, non basta parlare. Noi abbiamo fatto diversi incontri alla scuola, in scuola, con le forze dell'ordine, ma li abbiamo fatti parlando soprattutto alle famiglie, soprattutto ai genitori, perché è fondamentale che i genitori capiscano, perché quel sindaco che ha detto questa cosa che diceva lei prima è vera, è reale. Il primo a doversi accorgere che qualcosa non funziona, sì, è il mondo attorno, ma le famiglie devono essere centrali su questa cosa. Se non sono centrali, ma non è colpa solamente loro, noi dobbiamo dargli quel supporto necessario e quel sostegno necessario, anche investendo molto nell'integrazione, perché l'integrazione è fondamentale per dare risposte ad un territorio. Però è anche vero, Sindaco, che purtroppo, visto gli esempi che vediamo sempre sui giornali, questi ragazzi cosiddetti Maranza, non so dove viene fuori sto nome, baby gang, che loro si mettono qua sta cosa, il sceriffo, i Gastella, no, dice, cioè, sono baby gang, il capo, sono di una fragilità unica. E soprattutto queste famiglie, questi genitori, nonostante vengono ripresi i ragazzi, vengono convocati da voi, dalle forze dell'ordine, il ragazzo riprende un'altra volta a delinquere. Allora, o dobbiamo capire che devono pagare anche loro i sbagli che fanno i figli, magari anche lavorando anche loro, dopo il lavoro va a aiutare il sindaco assieme al ragazzo a mettere a posto quello che ha bisogno il sindaco, anche loro, non solo economicamente, troppo comodo dire ho soldi, pago, cos'è il sindaco, cosa ha fatto mio figlio, 10.000 qua, no, tu vieni a lavorare con tuo figlio, vieni a mettere a posto quello che ha bisogno, tu diventi protagonista con tuo figlio del danno che ha recato mio figlio, perché non capiscono, cioè al momento non risulta, perché gli stessi ragazzi con nome e cognome, indirizzo, sono quelli che continuano a delinquere. E allora, sindaco, se io non riesco a avere questa famiglia, questi genitori che capiscono, in qualche maniera dobbiamo pur far capire, ad esempio, i bambini nel bosco, diviso l'Italia, favorevoli, contrari. Tanto dobbiamo capire gli esperti cosa dicono. E dopo, ma dobbiamo proprio togliere i figli o dobbiamo lavorare sulla famiglia, sui genitori? Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Questi genitori non riescono a fare i genitori. Perfetto, allora ti insegno a fare il genitore, ti educo a fare i genitori, perché i traumi che hanno patito questi bambini non li toglierà più nessuno. Non ci sarà nessuno sport, nessun psicologo, psichiatra che toglierà i traumi, ma se io lavoro con i genitori, voi tutte le mattine venite a scuola, vi insegno a fare i genitori. Abbiamo gli specialisti, non è che ci manchino. I ragazzi vanno a scuola, perché ho avuto un insegnante ieri, non basta insegnare a casa, la mamma che insegna, oppure quella scuola che io posso fare, poi segui l'esame finale, se sei idoneo passi. No, il bambino ha bisogno di socializzare, ha bisogno di stare con altri bambini. Non puoi tu decidere cosa fare per tuo figlio perché a te vuoi vivere in questo modo. Il tuo figlio ha delle regole da seguire per crescere bene in serenità. È vero o non è vera questa cosa che ci vogliono delle regole ferree e severe anche per quanto riguarda l'educazione, e lo sport è una di queste, non c'è niente da fare. Qui è molto ampio il discorso, ci vorrebbero anche più specialisti a questo tavolo. Ma noi li abbiamo qua, li parliamo tutte le mattine, perciò tranquillo. Perché se ci fosse il rispetto reciproco, non staremmo parlando di difesa personale. Che bisogno avrei di difendermi se alla base avessimo lavorato come società sul rispetto reciproco? E qui bisogna coinvolgere la scuola, i genitori, ci sono tanti partecipanti a questa cosa. Io sono l'ultima ruota del carro, da me si arriva quando non ha funzionato tutto il resto. Io devo dare due soluzioni, ma io sono solo una parte del puzzle di quello di cui stiamo parlando, quindi io non ho la presunzione di dire vi risolvo il mondo, vi risolvo il problema delle aggressioni o cosa. Va preso tra gli specialisti, è vero, quindi torniamo dai genitori che sono la prima macchina a mettere in moto il discorso.
E allora bisogna fare qualcosa con i genitori. Con i genitori. La scuola deve fare la sua parte. Io vengo quando ho fallito un po' quella parte di lavoro, purtroppo non sono contento di farli i corsi, ma purtroppo come ultimo strumento da me vengono quelli che dicono sì, però a me serve una cosetta. Io ho più paura di un ragazzino col coltello che un delinquente marchiato, perché lui lo sa adoperare, il ragazzino non lo sa adoperare, tanto è vero che ci cade il morto dopo. E cosa dicono i ragazzini? Non pensavo. Come non pensavi? Questi giocano con delle armi micidiali senza capire l'importanza di quello che hanno in mano. Poi sono superficiali, per loro diventa un gioco tutto, il loro corpo è un gioco, non lo rispettano, chi se ne frega, non sanno quanto male possono farsi, il problema è che manca l'adulto sempre che li accompagni. Crash Montana è una dimostrazione, chi è che non vuole divertirsi l'ultimo dell'anno? Tutti l'abbiamo fatto, ma ci vuole sempre l'adulto che osserva, che controlla la situazione. Loro hanno bisogno di questo, ma lo dicono, non è che non lo dicono. Io quando li intervisto che vengono qua, perché qua vengono anche gli studenti con i loro genitori, anzi faccio parlare più gli studenti che i docenti, dicono questo, abbiamo bisogno di regole, di essere accompagnati, lo dicono loro. Loro sono stanchi di ascoltare le prediche, sono loro che devono essere ascoltati e noi dobbiamo sederci dall'altra parte e capire dov'è il problema e come risolvere il problema. Ma se io assieme a associazioni e tanti altri portiamo dei progetti validi e non vengono presi in considerazione perché qualcuno ha paura di partire, perché c'è sempre questo, la paura... Anche no, è meglio chi manda dai vicini RSA, li metto là, risolto il problema e dopo cosa ci ritroviamo in mano? Abbiamo Daniele da Vedelago, ciao Daniele! Pronto, buongiorno, saluto che il sindaco di Vedelago. Niente, mio figlio mi ha tolto per 12 anni ormai, ma ormai è maggiorenne e poi torna da suo papà. Voglio chiedere una cosa al sindaco, se conosce qualche badante di mandarmi qua al Baredo per una settimana. Coprirmi una settimana per mia mamma che ha 93 anni e non aveva mai chiesto niente al comune. Grazie una badante di mandarmi qua per una settimana, sindaco. Grazie e aspetto risposta. Buongiorno. Caro Daniele, allora Daniele chiama con la mamma quasi tutte le mattine, che l'ho sentita anche al telefono, perciò 93, ma ancora con una mente molto importante che ragiona, però ha bisogno di aiuto, glielo dico io, sindaco. Lei conosce questo caso? Daniele mi dice poco. Dopo le dirò io tutto, perché adesso siamo davanti alle telecamere. Ma troviamo una soluzione sicuramente. Capisce quando dico che bisogna fare un censimento? Ha visto che ha telefonato? Situazione difficilissima, sindaco, glielo dico già. Molto particolare, dove Mirella più volte ha detto a Daniele non può intervenire perché c'è la privacy, non sono familiare. Ma poteva chiamarmi quando voleva. No, non funziona così, sindaco, gliel'ho detto che non funziona così per paura, per rispetto, però diciamo a Mirella, no, Mirella chiama il sindaco. Va bene, poi lo chiamerò io e allora. poi chiameremo perché voglio capire anche come sta questa mamma che mi ha salutato, che mi guarda tutte le mattine, ha detto, e lei ha sentito, hanno bisogno di aiuto. Perché Daniele da solo non può farcela, glielo dico io. Sindaco, grazie comunque Daniele di aver chiamato, veramente grazie. Guarda Daniele, delle volte sono telefonate importanti. Vede sindaco cosa sono le fragilità? Sono anche queste sono fragilità che bisogna prendere in mano e cercare di accompagnare. Stiamo parlando di una persona con dei problemi, con una diversamente giovane che deve essere accompagnata in un percorso veramente di vita molto delicato. Prego sindaco. E dopo anche quello che ha detto di Donè, cosa vuole aggiungere? Ma allora, guardi, intanto per Daniele credo che... però torno al ragionamento di prima, se mi è permesso. E ha ragione sia di Donè sia il ragazzo di prima. Damiano. Non bisogna aver paura, fra parentesi, di chiedere aiuto. Certo. In tutte le situazioni. Non è che il sindaco, non è che gli assessori, non è che l'assistente sociale ti chiude la porta in faccia. Non si deve aver paura di chiedere e di venire a bussare alla porta, perché torno a ragionare con molta serenità di questa cosa. Io non sto gestendo i fondi di casa mia, sto gestendo i soldi dei cittadini e le risorse dei cittadini che mi affidano direttamente e indirettamente. Quindi c'è la necessità di capire, c'è la necessità di ascoltare. Guardi, la mia porta in municipio è sempre aperta.
possono venire, ovvio se mi chiedono per certezza un appuntamento, ma non devono dire il perché vengono. Devono chiedere solamente posso parlare con il sindaco, e credo che questa cosa sia una cosa che facciamo tutti i sindaci del Veneto ed è fondamentale. Per cui ritorno a dire non solamente a Daniele ma a tutti, non solamente i cittadini di Villago, a tutti i cittadini del Veneto, andate a parlare con i sindaci, con gli assessori, andateci a parlare, non avete paura, non dobbiamo aver paura di portare le nostre problematiche perché è complicato saperle tutte, quindi veniteci a parlare, abbiamo la capacità, la volontà e la disponibilità ad ascoltarvi, è imprescindibile che qualcuno ci venga a dire qualcosa, quindi Mirella fai un grandissimo lavoro, però continua a dire c'è un problema, veniteci a dire, veniteci a parlare. Vede Sindaco Romano, c'è un grande problema qua nel Veneto però, tanto c'è il profondo nord, tanto. Secondo, non siamo mai stati abituati a chiedere. Questo è il grande problema. Verissimo. Perché l'immigrato arriva qua e chiede? Perché è abituato. Perché la fame, tante cose ti fanno bussare a tante porte, imparare la lingua velocemente perché devi inserirti. Noi non siamo così. Io al banco alimentare, come me tantissimi, e se non ci fossero dovremmo inventarli queste associazioni che aiutano queste famiglie in difficoltà, vedo la difficoltà del diversamente giovane di rapportarsi con i servizi sociali. Non conosce, non sa, non era abituato. E allora cosa subentra questo? Invece di chiedere aiuto, arriva la rassegnazione. Sono ridotto così, non ho i denti, non ho i soldi per curarmi, non ho i soldi per fare una borsa della spesa decente, però finalmente riesco a capire l'importanza del banco solidale, perché non è stato così facile anche per noi inserirci e ad avere queste persone a prendere la borsa della spesa. Ma quando inizi a capire, anche grazie alle sentinelle che ci sono nel territorio, sono i volontari che dicono guarda che là c'è una situazione di emergenza, io vado a casa, vado io a vedere a casa. Durante la pandemia, lo dico sempre, eravamo noi che entravamo nelle case rischiando anche la vita per portare la spesa, le medicine. Cosa ha fatto la politica? Invece di aiutarci, ci ha dato ancora di più paletti. Anzi, dobbiamo pagare per fare i volontari, il sindaco. Dobbiamo girare col commercialista, dobbiamo fare la rendicontazione, dobbiamo fare gli stage. Ma di cosa parlano questi qua? Per carità, che poi ci siano associazioni che devono fare veramente la sicurezza, ma non possono fare un grande minestrone, buttare tutti dentro e poi Daniele chiama e dice sono qua, c'è qualcuno che può aiutarmi, ma chiama la Mirella. Ma perché? Perché Daniele non è abituato, non arriva a lei, non riesce a capire, è una mente fragile. Non riesce a capire l'importanza del sociale, del sindaco, dei servizi sociali. Non lo sa. Lui sa solo che gli hanno tolto il figlio, perché l'ha detto pubblicamente, che non lo vede, lui ce l'ha col mondo intero, però c'è anche questa creatura di 92 anni a fianco. Ma è la Mirella che deve dire sta roba, scusa sindaco, non lo dico a lei, parlo in generale. Non dovrebbero essere il medico di famiglia, possibile che sta nonna, poveretto Daniele, sia stai sempre bene, che non conoscono la situazione e che magari vedendo la realtà dicono sindaco o qualcuno, guardate che sarebbe il caso di vedere come aiutare queste persone. Cioè c'è un qualcosa che dovrebbe unire per arrivare ad avere l'aiuto, non c'è. Noi siamo tanti, quasi 800 associazioni di volontariato, ognuno ha il proprio orticello, guai a metterci assieme, la Madonna. Guai a capire l'importanza dello sport, ma costa schei, non te sta buon. No, dobbiamo tutti fare squadra, ognuno con la propria competenza. La mia trasmissione serve, benissimo, metto a disposizione, ma io chiamo però, vi chiamo, vi dico, lei lo sa che lo faccio, sì. E chiamo sempre il sindaco, beh scusa, da chi vuoi, no? Dal sindaco no, il sindaco mi risponde, ma non dovrebbe essere Mirella. Queste persone che pagano le tasse, che hanno un nome e cognome, un indirizzo, dovrebbe esserci qualcun altro che segue questa situazione familiare. Non può essere che una situazione così delicata come ne ho visto tante. Avete sentito a Chioggia? Poi vediamo la signora Motta. L'ha sentito il sindaco? No. Non l'ha sentita? Andiamo a vedere subito il servizio. Andiamo a Chioggia. Ieri? Ah, ieri.
Adesso dovrebbe partire. Dramma della solitudine a Chioggia, dove Ornella Checchetto, 64 anni ad agosto, morta da giorni nel suo appartamento, è stata ritrovata sopra un cumulo abnorme di immondizia qui al civico 11 di via Domenico Schiavo. L'allarme è scattato ieri mattina poco prima delle 7, quando alcuni condomini, gli addetti alle pulizie, hanno sentito un odore molto forte e acre provenire dall'ultimo piano del condominio Edera e hanno visto anche del liquido che fuoriusciva dalla porta di ingresso. Sconcerto per l'accaduto anche da parte del primo cittadino Mauro Armelao. Il liquido del cadavere, ecco, in decomposizione, e adesso stiamo capendo come intervenire anche per bonificare, però credo che siccome l'appartamento è di proprietà sia giusto che sia anche la sorella poi adesso a farsi carico di intervenire e a chiedere l'eventuale smaltimento di tutto quello che c'è a casa. Anche i vicini raccontano di quell'odore acre e irrespirabile presente da giorni lungo le scale. Si sentiva odore, però tutti stavano zitti magari, non si sapeva le cose come. Ornella Checchetto, in pensione dopo un lavoro come impiegata in regione, aveva una laurea in storia antica ed era un'accumulatrice seriale. I vigili del fuoco, intervenuti con squadre pure da Mestre e con il nucleo batteriologico, hanno faticato non poco per entrare nell'appartamento e costretti a usare attrezzature specifiche, tutte pesanti, stivali, maschere e respiratori. Viveva qui da anni, eppure era quasi un invisibile, raccontano i condomini. Una signora taciturna, meno male non parlava con nessuno, tranquilla. Veniva qua, si siedeva qua, oppure andava a fare la spesa. Ma non avevamo, nessuno di noi avevamo un dialogo. No, niente, con gli inquilini non aveva nessun rapporto. Faceva fatica anche a salutarti. Sì. Tutto qua. Era molto schiva, molto chiusa. Sì. Non voleva neanche un aiuto dalle persone, perché una volta ho detto ti porto io le borse su, lei assolutamente no. L'amministratore condominiale interpellato sulla vicenda non risponde, ma restano i dubbi e le perplessità sul fatto che forse Ornella poteva essere salvata. Non aveva nessuno proprio, poverina. Così. Sì. Come signora? Lo stesso quello che hai detto Ida. Era sempre sola, non era mai in compagnia, andava a fare la spesa, veniva a casa e andava da su. Sindaco, vedendo questo servizio, non è il caso di mettere in pratica quello che dice Mirella, di fare un censimento e vedere veramente cosa c'è in ogni paese, nel territorio? Insomma, non siamo a New York, non penso che un censimento crei problemi per capire veramente dove arrivare, perché queste non arriveranno mai da voi. E si vede, questa è la realtà. Muoiono da sole, in casa, i vicini sapevano, conoscevano, ma nessuno ha mai fatto un numero per magari evidenziare il problema. Era una raccoglitrice seriale, avete sentito, no? Avete visto, non riuscivano neanche a aprire la porta dai rifiuti che c'erano all'interno. Però nessuno vede, nessuno sente. Ho detto che sia un profondo nord. Vede, sindaco, che cosa so. Sarà anche il profondo sud, manca qua, No, concordo sulla parola profondo nord. Cavolo. Concordo sulla parola profondo nord perché la realtà è un po' questa. Questo popolo, il popolo veneto, è stato abituato da sempre a non chiedere mai nulla e questo è un po' il problema. È un problema di mentalità, è un problema di posizionarti, di porsi e dobbiamo cambiarlo, certo. Perché questo... sono cambiate le famiglie, diceva aveva una sorella, sì, ma dov'era? Io da sindaco ho visto, che certamente non casi come questo, ma molto simili, dove alcune segnalazioni ci sono arrivate, siamo intervenuti con molta difficoltà, perché effettivamente questi tipi di problemi ci sono, quindi un censimento dove è possibile, capendo come muoverci, credo sia utile, perché poi questo ci torna utile anche a noi per affrontare queste situazioni che non sono semplici, sono difficili da incrociare, sono difficili anche da vedere, però è fondamentale che ci siano. Però concordo sul fatto che questo profondo nord che è il Veneto e i veneti, mi passa questa cosa,
devono assolutamente trovare un modo diverso per rapportarsi, perché è difficile altrimenti. Sono cambiate le modalità di vivere, sono cambiate le famiglie, sono cambiati i rapporti di parentela, non ci sono più le famiglie di una volta, non ci sono più le strutture patriarcali, matriarcali di una volta, perché questa è la realtà di fatti, non è fare accuse a qualcuno. C'erano famiglie che avevano 7 figli, 8 figli, 7 fratelli, oggi quando va bene 1, 2, 3 è un caso eccezionale. Ma se va bene? E il bello deve ancora venire, perché il bello sarà quando le famiglie dei nostri figli, che sono pochi, avranno 80 anni. Quindi o ci prepariamo e cambiamo questa mentalità di profondo nord, che da un lato è bello dirlo, ma poi deve essere concretizzato con delle risorse, con delle strutture, con dei sistemi che vanno nella direzione di cambiare questo modo di approcciare di noi veneti alle problematiche del territorio. Bene, io faccio questa trasmissione e quello che mi accorgo, e ieri veramente ero molto preoccupata, della solitudine che regna sovrana nei giovani. Damiano è una dimostrazione, che regna sovrana nei diversamente giovani, i morti che troviamo da soli nelle case, non è il primo e non sarà neanche l'ultimo. Allora ci vuole la via di mezzo, il buon senso, cosa fare per cercare di aiutare, perché psicologi, psichiatri, di tutto e di più. Il sociale non funziona, sindaco. Non può essere che un comune ha 2 assistenti sociali in un momento veramente dove la popolazione diventa sempre più diversamente giovane e ha bisogno di servizi alla persona. Non ce la fanno, oppure costano e non ce la fanno. E il diversamente giovane invece cosa fa? Si chiude. Mentre degli altri forse in qualche maniera riusciamo, nonostante i suicidi delle giovani età che fanno veramente impressione anche a Treviso, ok? E dobbiamo arrivare prima, dobbiamo fare prevenzione, assolutamente, aiutandoci dalle associazioni di volontariato che sono là ma nessuno le chiama, non si fa squadra. Però se il sindaco chiama arrivano, basta vedere, perché il sindaco è una figura importante, quando ha bisogno chiama e ci sono. Allora bisogna cercare di capire dove investire e con chi. Allora investiamo nel volontariato che non costa, che è gratuito, quasi tutto, no a pagamento, cooperative. Volontariato è tanta roba, non siamo cooperative e ci siamo, però qualcuno deve anche chiamarci, perché se al tavolo veramente importante siedono i soliti noti, perché sono vicini politicamente, perché hanno più soldi, perché hanno... e gli altri chi sono? Eppure loro dicono, perché li invito, ma ci siamo anche noi in dimostrazione nello sport, ci siamo, vi do il mio contributo, vediamo come aiutare, ognuno col proprio granellino di sapere. Però non possiamo, se posso permettermi, di spezzare anche una lancia a favore in questo caso del sindaco. Se hai una buona idea, se tu cittadino hai una buona idea, pensi sia valida, vai a proporla. Perché io questo corso di autodifesa completamente gratuito, ed è arrivata un sacco di gente a questo corso, ma io sono andato dal sindaco a dire: sindaco, ho una bella idea, sono convinto sia bella. E lui mi ha detto: sì Mauro, è una bella idea, ti do una mano. Non posso pretendere che sia sempre il sindaco ad avere la bella idea. Che posso dire che sei sta fortunato, perché mica posso raccontare. Ecco, lei è stato fortunato, perché posso raccontare, l'ho detto, di progetti validi per recuperare questi validissimi, fatti da associazioni, ma veramente associazioni preparate, buttati via. Perciò non parliamo di progetti che non vengono presentati, purtroppo vanno avanti progetti che non servono a niente, non si sa il perché, ma l'hanno detto le associazioni, li hanno presentati qua, non è che io inventi, non sono stati presi in considerazione, come mai? Eppure hanno progetti che potevano veramente, e certo che bisogna impegnarsi, come ha fatto il sindaco, per cercare di capire se il progetto è valido, se mi può aiutare, ma non cestinare perché hai già in mente di fare qualcos'altro. E allora glielo dico io che è stato fortunato. Giulia da Venezia, vai Giulia! Mirella cara, ciao, buongiorno a tutti i tuoi ospiti, anche il signor sindaco che hai là. Allora Mirella, non sono riuscita prima a prendere la linea quando avevi là Damiano, ma spero che la trasmissione sia registrata, che magari sente quello che voglio dire. Allora, quando ha chiamato il signor Rinaldo hai detto che era un nonno, allora io voglio dire a Damiano, io sono una nonna.
e sembrava mio nipote Mirella, quello più vecchio, perché non so quanti anni abbia Damiano, però una trentina d'anni li avrà. Sì, sì. Eccomi mio nipote. E allora volevo dire che lui ne è venuto fuori, è rimasto là a Paterniano, che è una grande comunità, ne vengono fuori tanti, Mirella. E ho sentito la mamma che ha detto, quella mamma, che il suo figlio è andato e è stato accolto da Damiano. Vedi Mirella, voglio dire a Damiano che lui è una persona preziosa per i giovani che entrano là, perché lui ha passato l'esperienza e li sa accogliere e sa come fare. E allora Mirella, io voglio dire che gli dico come fosse sua nonna, perché gli voglio bene che l'ho visto in televisione, e che continui così Mirella, perché salverà molti ragazzi, perché hanno l'esperienza loro, perché quelli che l'hanno già provato sanno come fare. Allora Mirella, ti ringrazio, spero che Damiano mi ascolti, magari ci sarà la registrazione. No, lo portiamo ancora con altri ragazzi, gliel'ho promesso Giulia, li vedrete ancora. E che continui così, che gli voglio tanto bene. Cara Giulia, grazie, sai. Per tutto quello che fai e vi auguro una buona giornata a tutti, Mirella. Ciao cara. Ciao Giulia cara. Ciao, grazie, in effetti è Mirella. quello che io dico, bisogna investire su questi ragazzi, sulla competenza che hanno, perché hanno provato, sanno come prendere i loro coetanei, sanno dov'è il nemico, dove si trova il nemico, perciò io penso che queste dimostrazioni fatte da persone veramente che hanno provato cosa vuol dire la droga, perdere la via proprio del percorso educativo che deve essere assolutamente fatto, vanno presi in considerazione. Sindaco, come ci saluta velocemente? Saluto con due spunti però. Il primo è che non so se è stato fortunato Mauro o io e l'assessore di incontrare Mauro. Io credo che sia stato fortunato io e l'assessore siete stati fortunati ad incontrare Mauro e credo che sia fondamentale questo lavoro di squadra che si fa con le associazioni, con un territorio e con tutte le associazioni. Io credo che sia fondamentale che in un territorio ci sia un lavoro delle associazioni che è volontariato puro. Però Mirella, permettimi una cosa, io non posso, appunto perché sono un sindaco di quel profondo nord che dicevi prima, io però non posso pensare che rispetto a una partita grande e importante come questa venga tutto delegato al volontariato. Non è possibile, con tutte le risorse, con tutti i soldi che i Veneti pagano di tasse all'anno, non è possibile che questa cosa venga per risolverla delegata, perché i sindaci non hanno i soldi o ce ne hanno pochi, venga delegata totalmente o per gran parte alle associazioni di volontariato. Non è possibile, perché questo dura un po', perché significa alla fine scaricare la responsabilità ad altri. I volontari fanno i volontari, ma non possono avere responsabilità di coordinamento e di programmazione. Questa responsabilità di collegamento e di programmazione sta in capo alla politica, sta in capo ai sindaci, sta in capo al mondo politico, e quindi abbiamo necessità che una parte, e per noi è fondamentale, una parte importante delle risorse che paghiamo resti su questo territorio, perché altrimenti il profondo nord rimane profondo nord e diventa sottoviluppato profondo nord. Scusi, lei della Lega? Certamente sì. Quanto vi siete battuti per portare a casa? Ci batteremo ancora per questa cosa. Però fino adesso è arrivato qualcosa? È arrivato qualcosa, Sindaco? Siamo noi che continuiamo a mettere le pezze perché la politica non riesce ancora a capire dove mettere le pezze. Non significa che dobbiamo continuare a dircelo. E noi dobbiamo pagare per fare i volontari, perché la politica ci ha messo in queste condizioni. E perciò io prendo tutti, perché è la verità, giriamo col commercialista e paghiamo per dare quello che non dà la politica. Questa è una vergogna. Lo ribadisco, profondo sì. Didonecco, c'è questa locandina velocissimo? No, questo era un esempio di quello che mi piace fare in palestra con i ragazzi. Io non voglio ragazzi per insegnare a picchiare, non dobbiamo insegnare a picchiare i ragazzi. Io parto dalla legge. Veloce perché sono in chiusura. Io parto dalla legge, perché dobbiamo creare cultura. Conosciamo la legge, porto gli psicologi, parliamo di psicologia, insegniamo a questi ragazzi a vivere intanto. Poi se hanno bisogno di me
anche per quello mi metto a disposizione dei ragazzi come per altre cose. Grazie, grazie, veramente grazie a Mauro Di Donè, istruttore di karate, grazie a Giuseppe Romano, sindaco di Vedelago, grazie, pubblicità. La vita scorre sull'acqua. Per secoli le acque, siano esse dei fiumi o dei mari, apparentemente elemento di divisione, sono invece state le principali vie di comunicazione che hanno favorito scambi e commerci. La storia dell'umanità ce lo insegna. I fiumi, da tempi lontanissimi, sono stati utilizzati per il trasporto di merci d'ogni tipo, compreso il legname utilizzato per scopi civili e militari. Lo sfruttamento delle nostre foreste è conosciuto fin dai tempi dei Greci e degli antichi Romani. Furono i dendrofori romani i precursori degli zattieri, di cui si ha testimonianza fin dai primissimi secoli d.C. Lungo il fiume Piave sono stati trovati alcuni cippi riconducibili all'attività dei dendrofori, ed in particolare uno a Belluno dedicato a Marco Carminio Pudente, capo del Collegio dei Dendrofori, risalente al 200 d.C. Già in quell'epoca il legname veniva trasportato in questo modo fino ad Altino, porto romano sulla laguna. La necessità di sfuggire ai saccheggi che nell'Alto Medioevo si ripetevano ai danni delle popolazioni locali hanno portato queste a riparare tra le isolette della laguna, utilizzando quindi l'acqua come elemento difensivo. È iniziata così un'immensa opera di palificazione, sulla quale sarebbe stata fondata nel corso dei secoli la splendida ed unica città edificata interamente sul mare, Venezia. Esigenze civili e per quelle navali della Serenissima, fu straordinario l'impiego delle risorse forestali del Bellunese, dando sviluppo ad un'economia articolata lungo l'asse fluviale del Piave, dal disbosco alla lavorazione del legname, al trasporto dello stesso lungo le vie dell'acqua. E saluto e ringrazio Sergio Fullan, Castaldo, Fameia, Zatter, Medas della Piave. Io so con quanto piacere voi mi avete detto di riprendere, di far vedere questi video bellissimi che fanno vedere la nostra storia, da dove siamo partiti, le radici, il lavoro, la fatica, ma soprattutto il rispetto della natura, l'impegno. Allora Fullan, intanto sempre grazie di essere qui, perché avete capito quanta strada ha fatto. Una volta la facevano a piedi e poi ritornavano anche. Esatto. Ecco, cosa vuole dire? Lei mi ha detto, Fullan, quanta gente vuole capire, conoscere anche del territorio che non sanno, bellunesi, trevigiani, prego. Intanto la saluto e ringrazio anche i telespettatori. Sì, è una storia che sembra che sia fatta, che tutti sanno, invece ogni volta che appunto anche la gente viene a visitare il nostro museo rimangono sempre sorpresi e meravigliati appunto dal lavoro che queste genti facevano. Parlavo anche prima con Mirella, un lavoro prettamente manuale, perché facevano tutto a mano, e quando si parla di 350.000 tronchi tagliati all'anno e trasportati fino a Venezia, a quei tempi non c'erano mezzi meccanizzati o qualcosa. Perché Venezia è appoggiata su questi tronchi. Sì, esatto. C'è appunto un detto che si dice che Venezia è appoggiata sul cadore rovesciato dai milioni di pali che sono stati portati dalla provincia di Belluno. Cosa dicono le persone che vengono a visitare il museo? Cos'è che gli intriga di più conoscere, Fullan? Gli intriga la storia, soprattutto di questi uomini, un lavoro duro, dove appunto anche il museo perpetua ogni percorso che si fa. Purtroppo c'erano perdite di vite umane.
e questo è una cosa che già fa sentire quanto era duro questo lavoro, e in più proprio la sorpresa di come queste persone riuscivano a arrivare fino a Venezia incredibilmente su una zattera che non aveva ferri o chiodi, era tutta legata insieme al sake, a dei ramoscelli di nocciolo che erano intorti e poi messi in acqua, e 2 o 3 giorni prima si cuciva la zattera. Si può proprio dire che si faceva un vestito, come fare un vestito. Andiamo a vedere il secondo video. Alla data evocativa del 3 agosto 1492, cioè il giorno in cui Cristoforo Colombo salpò verso le Americhe, veniva sottoscritto dal doge Agostino Barbarigo lo statuto della scuola degli zattieri per la regolamentazione della navigazione delle zattere lungo il Piave. Ciò avvenne solo qualche anno dopo l'ideazione della sega alla veneziana da parte di Leonardo da Vinci. Un'innovazione che si diffuse ovunque, dando impulso alle nascenti segherie, così come quelle sorte in buon numero negli anni a venire, anche tra il territorio longaronese e Perarolo. Fa pensare come questo tipo di sega si sia mantenuto pressoché inalterato fin quasi ai giorni nostri. Erano 5 le fraglie o fratellanze di zattieri che con una sorta di staffetta avevano il compito di condurre a Venezia le grandi zattere cariche di legname lavorato, ma anche di altro materiale e prodotti della montagna. Codissago, Ponte nelle Alpi, Borgo Piave, Falzè Nervesa, Ponte di Piave. Il disbosco ed il trasporto a valle dei tronchi è avvenuto per secoli con metodologie imparagonabili a quelle moderne, con solo immaginabili fatiche e sacrifici. A ragione di ciò impressionano certi numeri, come i 300.000 tronchi che venivano immessi in acqua sul Piave ogni anno a monte di Perarolo, con l'apporto anche dei vari affluenti quali il Padola, l'Ansiei, il Boite. I Menadas provvedevano a farli fluitare in modo regolare. Lungo i torrenti impervi dell'alta montagna si costruivano le stue, con cui realizzare delle piene artificiali per facilitare il deflusso dei tronchi, i quali venivano poi fermati più a valle dai cidoli. Questi impedivano che una piena improvvisa potesse trascinarli via. Abbiamo Vladimiro da Rovigo in linea. Vai Vladimiro. Ciao, buongiorno. Proprio 2 secondi. È una curiosità che voglio fare una domanda all'ospite, no? Siccome che mi capita di andare abbastanza spesso a Belluno e anche oltre, no? E ormai imparare che il modo giusto, la dizione giusta è dire la Piave e non il Piave. Quindi la canzone che dice il Piave mormorò, è sbagliato allora? Cioè, perché se vuol dire la Piave, buongiorno. Grazie Vladimiro, prego Furlan. Sì, è esattamente la Piave, si può dire la mamma, no? La Piave. È l'esatto nominativo che si dà, poi è stato portato al maschile il Piave e lo si continua a chiamare il Piave. Ma perché appunto, lo senti fin da piccolo? Sì, lo senti fin da piccolo, esatto. Sì, andavano sul Piave È così. come le contesse che ho avuto io ospite, Azzoni Avogadro, noi abbiamo sempre sentito Azzoni Avogadro, Avogadro, riesci a portare avanti i nomi che senti poi, anche se giustamente, come dice Vladimiro, è la Piave e non il Piave. Hai fatto bene a dirlo, però se cresci così poi continui a chiamare così finché qualcuno non ti dice anche ora no, basta, perché la cosa è diversa ed è molto importante. Quanto importante è vedere anche i giovani intrigarli, appassionarli anche con questi video, con questo museo, arrivano da voi, vi chiedono com'è la situazione, Furlan? Beh, sì, di questa cosa ne avevamo già parlato, e comunque i giovani, come ti dicevo, ci sono,
l'importante è appunto saperli catturare. Sono aumentati dall'ultima volta che sei stato qua? Beh, già sì, nel nostro direttivo. Adesso per esempio il vice Castaldo è un ragazzo di 24 anni che lavora dentro su una falegnameria. Cosa vuol dire Castaldo? Castaldo era praticamente il capo della famiglia, il capo, no? Erano sempre 2 i Castaldi al comando della famiglia, proprio perché era un lavoro molto duro e se succedeva appunto che uno dei 2 Castaldi era in navigazione e purtroppo succedeva un incidente e moriva, ci doveva essere già subito uno pronto a tenere le redini, perché magari poteva succedere che un'altra famiglia poteva prendere il potere. E comunque i ragazzi sì, ci sono, e noi abbiamo anche molte scuole che vengono a fare, abbiamo anche dei piccoli laboratori dove i ragazzi e le ragazze costruiscono delle mini zatterine che noi prepariamo e poi loro le uniscono, è come una sorta di poi premio, mettiamo un timbro della nostra famiglia come simbolo di qualità, insomma, ecco, del successo di aver costruito. Mi sa che dovremmo trovare dei Castaldi nuovi anche per le nuove famiglie. Qua esatto. Dobbiamo iniziare anche a insegnare cos'è il Castaldo e quanto bisogno abbiamo di Castaldo in questo momento dove avete sentito questa solitudine, questa poca voglia di lavorare, ma solo con questi strumenti. Ormai si ragiona solo con intelligenza artificiale, però dobbiamo mettere anche dei paletti, perché sennò chissà dove arriveremo. Andiamo a vedere il terzo video. Nel caso del fiume Piave erano gli abitanti di Codissago ad occuparsi della costruzione delle zattere, con le quali i tronchi lavorati nelle segherie venivano poi condotti fino alla laguna veneta. Non senza aver prima pagato dazio in vari punti, come a Borgo Piave, a favore del vescovo di Belluno, o al castello di Quero. I luoghi più importanti di approvvigionamento del legname erano la foresta dei maestosi abeti di Somadida, in località San Marco, nel territorio di Auronzo di Cadore, il famoso Bosco d'Areme, rappresentato dalle foreste di Faggio del Cansiglio, e il Bosco di Roveri del Montello. In media ogni anno giungevano a Venezia circa 3.000 zattere. Verso la fine del Settecento, la città poteva contare su una quantità di legname annuale pari a 350.000 tronchi. Lo splendore della Serenissima poggia proprio sull'immenso tesoro, disceso dalle foreste dolomitiche fino alla laguna, lungo le vie dell'acqua. Il documento più antico che testimonia questa attività da parte della gente di Codissago porta la data del 1512 e parla di un certo Alexandro Olivier. Le zattere classiche avevano una lunghezza di 21 metri per 4,20 di larghezza, con un peso di 20 tonnellate. Erano divise in vari settori secondo le diverse utilità, ed oltre al legname trasportavano pietra lavorata, come quella sfornata dalle cave di Castellavazzo e Codissago, o ancora mole di arenaria, carbone, i chiodi della Valle di Zoldo e tant'altro. Costruire le zattere era un'attività ad alta specializzazione, diremmo un'arte, inserita all'interno di un'economia interdipendente. Zattere e zattieri, menadas, boscaioli, segantini, accomunati da una vita davvero dura, strappata alla montagna con straordinaria forza e coraggio. Coraggio che non poteva certo mancare nel condurre le zattere tra rapide, speroni rocciosi, secche ghiaiose ed insidie d'ogni tipo evitate a colpi di remo, senza contare l'imprevedibilità del tempo. Mi viene in mente una parola, nostalgia, Furlan. Nostalgia di quei tempi, della forza dell'uomo che combatte la natura per portare a casa però i denari per far sopravvivere le famiglie,
quanta fatica, quanto sudore, quanto pericolo. Avete visto queste zattere che non affondavano nonostante avessero di tutto e di più come carico. Prego Furlan. Sì, no, appunto bisogna spiegare anche appunto la morfologia del Piave, ci possono essere appunto dei rapidi cambiamenti di corrente e soprattutto quello che impressiona è quando il Piave era in piena, poteva essere anche in super piena, loro approfittavano per spostare i carichi pesanti, dovete pensare mole per poter macinare il grano oppure pietre enormi, approfittavano proprio, perché magari uno dice il Piave è grande e non si va, no. Loro invece usavano appunto questo sistema per portare i carichi pesanti e in più sì, abbiamo detto potevano avere incidenti, ci sono state perdite di vita, però dovete sapere che da Belluno in poi potevano salire anche persone, animali e cose, anche perché era più sicuro chi aveva denari spostarsi in zattera che andare per boschi, non era la strada principale, illuminata. E c'erano anche i briganti. I briganti erano famosi briganti, per cui era più sicuro a stare con i zattieri. Ma quanto bravi erano? Ma come si imparava a diventare zattiere? Beh, a Codissago, appunto gli zattieri di Codissago, che erano principalmente loro che conducevano le zattere, tradizione di famiglia, dal padre. Ma si iniziava da piccoli allora? Da piccoli, esattamente, da piccoli era un passare di consegna e anche perché quello era il lavoro. La fonte di reddito principale era quella. Senta Furlan, siccome che non ci si può più muovere per le strade ormai perché c'è code dappertutto, non è che facciamo una via dell'acqua con le zattere un'altra volta e saliamo su queste zattere e arriviamo più sicuri? Beh no, lo dico così come battuta, ma mi sa che dovremmo riprendere la via dell'acqua, visto che siamo un paese proprio circondato dall'acqua, con dei porti bellissimi. Cos'è il rispetto anche della natura e dell'acqua, questo bene veramente che manca sempre di più? Beh, innanzitutto è un viaggiare silenzioso. Noi per esempio andiamo spesso anche in Austria con gli amici austriaci e facciamo 2 o 3 giorni di navigazione e quando si è in zattera sembra che la zattera è ferma ed è il mondo che si muove. E quello che è bello, anche che vedo in questi giorni, che mi dà un po' fastidio, si può dire, è vedere i nostri amici tedeschi che a Monaco in questi giorni di caldo c'è la zattera che trasporta i turisti e vanno a casa dal lavoro in zattera. Pensate. Sì. In Svizzera anche ho visto che stanno approfittando anche dal caldo, le persone escono dall'ufficio e vanno a casa a nuoto sul fiume. Cosa che qui logicamente il Piave ha molti pericoli per cui bisogna stare molto attenti, però cioè, l'uomo è sempre stato vicino all'acqua, appunto perché ci sono stati questi porti, questo trasporto, perché l'uomo ha bisogno dell'acqua e dunque l'hanno sfruttato come elemento di vita, di trasporto. Appunto si può dire che il Piave era l'autostrada, le zattere erano i camion e comunque c'erano sempre i dazi, i caselli da pagare. Senta Furlan, se adesso avessi di fronte il nuovo presidente della regione Alberto Steffani, lo chiedo spesso ai miei ospiti, ma visto che lei ha nostalgia di quello che ha visto in altre realtà europee, non è che vuole lanciare un messaggio qui a Sveglia Veneto il presidente Steffani per riprendere la via dell'acqua anche con la zattera in certi posti dove si può? Beh sì, innanzitutto lo saluto e gli auguro appunto questo nuovo inizio di presidenza. Sì, beh, noi l'idea di ritornare in acqua con le zattere c'è sempre, appunto anche gli associati più vecchi che sono quelli che hanno fondato la famiglia mi chiedono sempre quando c'è la possibilità. È logico che il Piave per il momento ha quella portata d'acqua, però io credo che una volta all'anno, se ci si organizza in qualche pezzo del Piave, si può fare una manifestazione, insomma, in completa sicurezza. E perché, anche per far vedere... io l'ho invitata ancora perché veramente mi è stato chiesto questo da tanti veramente spettatori e spettatrici, perché è una cosa proprio che intriga, ecco, ti fa tornare indietro nel tempo, ti fa apprezzare la natura, questa è la Piave, come dice il nostro Vladimiro, bellissimo, ecco, su momenti veramente dove abbiamo bisogno di un po' di serenità dopo tanti esempi negativi. Come ci saluta Furlan?
Niente, vi aspetto al museo a Codissago. Che è aperto quando? Praticamente c'è il sito e si va sul sito e si può prendere appuntamento e c'è sempre una guida anche durante la settimana, i sabati e le domeniche, si può venire anche una persona o anche di più. Perciò è sempre aperto? È sempre aperto. E invito, anche perché avete visto quella sega alla veneziana, sì. Noi ne abbiamo una originale funzionante del 1883, che quella affascina sempre anche i bambini quando la vedono andare e rimangono sempre a bocca aperta. Grazie a Sergio Furlan, Castaldo, Fameia, Zatter, Medas della Piave di essere stato con noi. Bellissimi questi video, grazie ancora a Furlan, saluti tutta la squadra, speriamo che il Presidente Stefani capisca l'importanza di portare, visto che la Lega poi le nostre radici, prima i Veneti, giusto? Lo invito anche, che venga a provarci. Lo invitiamo a fare un giretto magari al Presidente Alberto Stefani e a tutta la Giunta. Grazie, adesso andiamo a vedere il vostro assegno che è andato e buona domenica. Siamo con questa mamma, con 3 bambine splendide. La mamma la chiameremo Aurora. Cos'è successo, mamma Aurora, che hai chiamato la Mirella? Ha detto aiutami. Niente, abbiamo avuto lo sfratto. Ascolta Aurora, ma cos'è successo nella tua vita? Come mai ti sei trovata così? Niente, io mi sono separata nel 2015 e ci sono provvedimenti del giudice che parlano, che chiedono che il papà delle mie figlie dovrebbe darmi l'assegno di mantenimento. Però... E questo non è. Quanti anni hai? 9. Vai a scuola? Sì. Ti piace andare a scuola? E cos'è che aspetti da Babbo Natale? Che regalo ti piacerebbe avere da Babbo Natale? E stare tutti insieme e che il nostro futuro andrebbe sempre meglio. E tu, amore bello, e tu cosa vuoi da Babbo Natale? Quanti anni hai? 6. E cosa vuoi che Babbo Natale ti porti? Sentiamo, cosa chiedi a Babbo Natale che ti sta ascoltando? Vorrei che mi portasse i regali ai poveri. Ci penso sempre. Caro il mio bene. Ma poi ce n'è un altro di piccola. E questa bambina, questa sorellina, quanti anni ha? 1. 1 anno. Allora, fai un appello, mamma. Cos'è che chiedi? Io chiedo intanto, ne abbiamo provate in tutte le maniere, un aiuto, una dimora fissa, chiediamo, soprattutto. È mercoledì, siamo al Banco Solidale ed è arrivata questa mamma che chiameremo Sole, perché ha 3 splendide bambine, è sola, ha preso una casa però è abusiva. Cosa è successo? Perché hai occupato quella casa? Niente, mi sono ritrovata a dicembre per strada con le bambine e tra l'altro le 2 piccole avevano l'influenza intestinale e eravamo al freddo e ho visto questa casa che era tutta chiusa e l'unica cosa era per ripararle dal freddo e darle un tetto perché eravamo in strada. Quanti anni hanno le tue bimbe? 10, 7 e 2. Allora, uno a casa si domanda com'è possibile arrivare a questi livelli. Nessuno ti ha aiutata, come mai non sei stata aiutata da nessuno? Ma hai chiesto aiuto? Sì, ovviamente, anche al sindaco, servizi sociali, però ovviamente nel comune dove abito io non ci sono case, non hanno disponibilità case in emergenza abitativa, perché sono tutte piene. Ma la tua paura vera qual è? Che mi portino via le bambine. Voglio fare un appello al comune, a chiunque, che mi aiutino, che non mi tolgano le bambine. Io cercherò di aiutarti, adesso vedremo come fare. Certo che questa presa di posizione da parte dell'amministrazione è giusta perché sei abusiva, però io penso che 3 minori non vanno buttati fuori di sicuro. Vedremo cosa succederà. Intanto ti do questo, che è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta. Perché hai bisogno di tutto, sei senza niente. Che appello vuoi fare?
Voglio fare un appello a chiunque di aiutarmi, soprattutto non buttatemi fuori da questa casa, ho bisogno di un tetto, le mie bambine soprattutto. Io lo faccio per le bambine, sono qua per tutelare le bambine. Sì. Ecco, siamo nel 2020, queste sono le soluzioni, tanti sportelli, tanti ascolti. Lei è arrivata qui oggi, non è di Treviso, non è trevigiana, per cercare aiuto. Non so cosa dire, vedremo come finirà questa storia. Andiamo. Questa è la spesa per Mamma Sole che si porterà a casa. Il nostro volontario la sta caricando perché dobbiamo anche accompagnarla dove abita, sono le sue bambine che l'aspettano e perciò qualcosa almeno riusciamo a fare anche noi grazie all'aiuto della grande famiglia. Tanti aiuti, tanti ci siamo noi invece oggi qui ad aiutare questa mamma con queste 3 bambine, pensate 3, 10, 6 e pochi mesi, come si fa? Ma è mai possibile?